si parte, adesso andiamo a Milano dove è collegato con noi il dottor Pierangelo Clerici, presidente Associazione Microbiologi Italiani. Grazie dottor Clerici di essere qui, che piacere rivederla dottor Clerici. Saluto anche Angelo Pietro Fasan, ex educatore ULSS Area Disabilità, volontariato, cooperativa Orchidea, sì, anche certo. ha fatto di tutto e più, poi ci racconterà. A me fa molto piacere averlo vicino, Angelo, perché veramente una persona che ha cercato di dare il massimo anche come educatore a questo mondo meraviglioso ma poco ascoltato e poco visto anche del mondo dei fragili. Allora partirei subito col dottor Pierangelo Clerici. Allora dottore, cosa sta succedendo con questi vaccini? Com'è la situazione? E arriva il picco e non arriva il picco, e c'è il picco e non c'è il picco. Qual è la verità che lei vede, dottor Clerici? Allora, buongiorno a lei Mirella e ai suoi affezionati telespettatori e buon anno soprattutto. Grazie. Allora, sul picco c'è stata un po' di confusione. In realtà tutti noi ci aspettavamo il picco dell'influenza australiana, quella per cui siamo stati vaccinati in questo ultimo periodo, verso la fine di dicembre. Ciò non è accaduto perché ha insistito ancora il virus dell'anno scorso e quindi ha spostato l'aggressione del nuovo virus, l'H3N2, che però sta circolando, e siccome il vaccino precedente ormai non fa più effetto, è bene che ci si vaccini con quello nuovo. Quindi noi il picco adesso, secondo delle proiezioni che ormai sono concrete e reali, dovrebbe esserci fra 15 giorni. Consideri che ad oggi ci sono quasi 1 milione di italiani con l'influenza, quindi allettati o a casa o in ospedale o in RSA con l'influenza, per cui la situazione sta diventando pesante, soprattutto per i fragili, i cronici e coloro che presentano patologie gravi. Eppure, dottor Clerici, dei passi avanti sono stati fatti, molta gente si è vaccinata, ha capito l'importanza del vaccino. Sì. Ecco, io sono convinta, dottor Clerici, che se voi addetti ai lavori, quelli seri, quelli che sanno e che non mirano a qualche poltrona o qualcos'altro, parlano chiaro, la gente a casa si fida, crede, specialmente le fragilità vanno protette, voi l'avete detto in tutte le lingue, non possiamo scordarci che da soli non possono proteggerci, non ce la fanno, siamo noi che dobbiamo proteggere e i numeri sono numeri importanti. Cosa ne pensa, dottor Clerici? Io sono perfettamente d'accordo e la campagna che abbiamo fatto proprio da esperti ha portato, io parlo della mia regione, in Lombardia, un incremento del 40% delle vaccinazioni anti-influenzali rispetto all'anno precedente, che è un buon successo. Non dimentichiamoci però che la vaccinazione anti-influenzale è una vaccinazione facoltativa, quindi noi non possiamo imporre alle persone, possiamo consigliare, raccomandarla. Ci vorrebbe più compliance, come diciamo noi, cioè tutti coloro che sono intorno alle persone fragili, quindi figli, parenti, il loro medico di famiglia, e chiunque conosca, che si ponga nella condizione di far comprendere che a ottobre queste persone devono essere vaccinate. Io mi auguro che questo accada, è già accaduto quest'anno perché c'è un notevole incremento, però purtroppo il vaccino dopo l'esperienza Covid viene visto sempre con un po' di disagio, ecco, non viene vissuto bene. Certo è che lo diciamo e lo ribadiamo ormai dal 2020, i vaccini sono dei farmaci, quindi può accadere che ci siano degli effetti collaterali, come per tutti i farmaci, ma sono estremamente rari. Se noi guardiamo il costo-beneficio, grazie ai vaccini, ma anche all'antinfluenzale, noi salviamo centinaia di migliaia di vite che andrebbero incontro purtroppo a un destino infausto. Dottor Clerici, parliamo anche un po' della sua professione, di questa microbiologia che sentiamo poco, capiamo poco, però importantissima. Cos'è la microbiologia, dottor Clerici? La microbiologia è quella scienza o disciplina che studia tutti i microrganismi, che siano essi batteri, virus,
parassiti, miceti. E perché è fondamentale? Perché noi siamo emersi da un mondo che era quasi sconosciuto, siamo andati alla ribalta per via del Covid, ma noi quotidianamente affrontiamo la diagnostica delle infezioni. Se c'è un sospetto di infezione, gli unici che sono in grado di dire qual è il microorganismo responsabile di quell'infezione sono i microbiologi. Noi quotidianamente eseguiamo test, e basti pensare sulle donne gravide, i test per individuare se sono immuni alla rosolia, alla toxoplasmosi, al citomegalovirus, ad altro, sui pazienti con le malattie sessualmente trasmissibili per evidenziare se hanno dei patogeni, sui bambini quando hanno le diarree o i raffreddori, sugli anziani per verificare se hanno le polmoniti. Ecco, i laboratori di microbiologia sono presidi essenziali per la diagnostica delle malattie infettive e lo sanno bene i colleghi clinici. In più sono i centri deputati alla sorveglianza, cioè da noi transitano tutti i campioni delle persone che o malate o sospette vengono indagate, quindi noi siamo in grado di dire qual è la percentuale di quell'infezione, lo diciamo al Ministero, lo diciamo alle regioni, si applicano le campagne vaccinali, le campagne di prevenzione, le campagne di profilassi, e tutto questo accade perché ci siamo noi. Ora è chiaro che io gioco la mia parte da microbiologo, però se un domani, anzi, se domani non ci fossero le microbiologie, non ci fossero i microbiologi che studiano 4 anni dopo la laurea, una specializzazione in microbiologia e virologia, noi purtroppo non saremmo in grado di combattere le infezioni. La somministrazione dell'antibiotico, ad esempio, non può avvenire se non c'è una diagnosi microbiologica, se no si spara a caso con un cannone senza sapere qual è il bersaglio da colpire. Queste sono le cose fondamentali. La microbiologia è un elemento essenziale della terapia, ma soprattutto della prevenzione delle malattie infettive. Guardi, la ringrazio veramente, dottore, perché io dico sempre che noi tutte le mattine andiamo a scuola con questi luminari che ho la fortuna di avere. Io volevo anche chiederle una cosa. Io ho un carissimo amico, dottor Clerici, che stava benissimo, all'improvviso ha problemi di cuore, arriva in ospedale e prende un batterio, così si dice. Questo batterio lavora, non ci si accorgono di quale batterio sia, praticamente gli sono state amputate 3 dita del piede. Ma non solo, adesso inizia ad avere problemi anche all'altra gamba. Ma è così difficile individuare un batterio e soprattutto l'importanza anche all'interno degli ospedali, ecco, questa igiene, questa profilassi che assolutamente deve essere fatta in maniera incredibile. Ecco, può essere anche questo batterio che abbia lavorato oppure c'era qualcosa, se concili, la dico così in generale, naturalmente parlo, per far capire quanto importante è quello che ha detto il dottor Clerici, conoscere questo batterio, approfondire gli studi perché non avvenga e ci si ammali ulteriormente. Prego, dottor Clerici. Allora, quello che lei ha citato è un esempio classico di infezione correlata all'assistenza. Una persona entra in ospedale per essere curata e malauguratamente ne esce malata più di prima. Ora, cosa accade? Che gli ospedali sono elementi essenziali per la concentrazione di batteri cattivi, perché negli ospedali, oltre a circolare i pazienti, i medici, gli infermieri, circolano anche i farmaci, gli antibiotici. E noi sappiamo che nell'ospedale la somministrazione di antibiotici è importante e determinante, ma seleziona i batteri cattivi. Nel caso specifico del suo amico, probabilmente c'erano anche delle situazioni di base che portavano, nell'eventualità di un contatto con dei microrganismi, a sviluppare l'infezione, perché poi ognuno reagisce in modo diverso. Una persona può essere aggredita anche violentemente e non avere nulla. Una persona, perché è fragile già di suo, basta che transiti un battere, purtroppo lo acquisisce e accade quello che accade. Quindi lei ha sottolineato quella che è l'importanza della microbiologia. Se negli ospedali ci fossero le strutture complesse di microbiologia
Nell'eventualità un paziente si infetti, nel giro di 24 ore noi siamo in grado di dire qual è il microrganismo che lo ha infettato e qual è la terapia corretta da somministrare, e questo eviterebbe tutti i percorsi. Di lato c'è che negli ospedali esiste e deve esistere per legge il Comitato Controllo Infezioni Ospedaliere, che, costituito dal microbiologo, dall'infettivologo, dalla direzione medica, deve costantemente monitorare le condizioni di igiene che vengono tenute nei reparti e soprattutto intervenire immediatamente quando c'è il sospetto che sta circolando un batterio importante che noi microbiologi segnaliamo all'autorità dell'ospedale. Molto chiaro, la ringrazio anche per far capire l'importanza del medico, della persona che abbiamo ospite questa mattina, perché noi dobbiamo imparare anche a capire, perché sennò parliamo a vanvera. Ho preso un virus, magari un batterio, perché non conosciamo la differenza tra virus e batteri, che invece sono due cose completamente diverse. Assolutamente, mi permetta di interrompere su questo. Quando si parla di virus dimentichiamoci gli antibiotici, perché l'errore che si commette costantemente è la somministrazione di antibiotici o l'autosomministrazione di antibiotici per un'infezione virale come ad esempio l'influenza. Proprio andrebbe scolpito nella testa di chiunque. Virus, gli antibiotici non esistono, assolutamente. Guardi, grazie dottor Clerici, anche perché io ho avuto ospite anche il professor Garattini, che avrò anche a breve, perché a lui piace venire a Sveglia Veneti, professore, e lui ha detto troppi antibiotici, troppi farmaci, ma stiamo scherzando, dobbiamo stare attenti, non si può continuare in questa maniera col fai da te, ci mancava solo internet, vado in internet e mi curo da solo. Cioè, capisce, dottore, che l'informazione, quella corretta, quella che sa, deve essere fondamentale. Per questo io vi invito, perché non è facile capire con la confusione, come lei ha detto ad esempio del picco, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, uno a casa non sa, dice ma allora cosa ci stanno raccontando. Per questo vi invito. Un'altra cosa importante. Ma poi c'è una cosa che a me terrorizza nel futuro, l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale risponde sulla base di informazioni che sono state date da qualcuno. Allora, se noi nutriamo, noi esperti, l'intelligenza artificiale, le risposte che può dare l'intelligenza artificiale sono risposte corrette, ma se l'intelligenza artificiale viene alimentata da chiunque, c'è il rischio che le risposte possano essere scorrette e fare più danno che invece porre beneficio. E ha fatto bene a spiegarlo, perché anche qua ho avuto il professor Gerosa, che anche lui ha detto attenzione con questa intelligenza artificiale, perché alla fine c'è sempre l'uomo che manovra tutto, perciò dobbiamo stare molto attenti, alla fine è l'uomo, quale intelligenza artificiale? Ecco, l'ha spiegato anche molto bene qui da noi il professor Gerosa. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite, che vedo con piacere, e saluto il professor Gerosa. Volevo dire che purtroppo anche i medici per televisione gli dà troppe informazioni, tutti parlano del suo virus, delle malattie, della roba, e la gente che come che non mi intendo, non mi interessa, nel senso, ascolto solo il medico, ma tanti si fa un'opinione da soli, sbagliata. Continua mai, bisogna attivare da un medico, da un specialista, non ti dà da fare perché ho una roba che ha un amico, una roba, è sbagliatissimo. E dopo tutta questa diffidenza contro i virus, ma se rendiamo conto che solo 70 anni fa, quel poliomielite, moriva centinaia di persone, migliaia, restava invalidi. Bisogna che ringraziamo chi che studia solo queste robe, che ne va a portare a 90 anni, a vivere fino a 90 anni. E allora bisogna che siamo in pace, chi lavora, che ora sa cosa io fa per il nostro bene, cosa mi altri avremo, ma come posso mi dire, ma no, sbaglia, bisogna che faccia così, ma le cose, si fa un vaccino, non io fa fatto bene, i teori che ti cura, e lì sei bene perché si mette i microbi a tante robe, bisogna tanto del cappello per questa gente qua, non denigrarla, è sbagliatissimo, perché non ti vuoi fare il vaccino, fate manco, però continua mai causata dal vaccino che non ti vuoi fare, ti te paghi tutte le spese, fine, basta, è semplice, non si può dare adito
a gente che non ha competenza a fargli parlare, di dare le sue opinioni, insomma, è le cose. Ogni mestiere, anche che saranno chi che si può farlo. Chi che si fa 7 mestieri, non si può fare niente. Cara Mirella, saluto i tuoi ospiti e buona giornata. Grazie, Ciao, grazie caro Rinaldo, grazie della telefonata. Allora Angelo Pietro Fasan, quello che vorrei anche capire, tu ci sei molte volte occupato di volontariato, ma soprattutto per le fragilità, eri anche un educatore, queste persone, come si diceva, che non possono difendersi, questi genitori che decidono loro della sorte dei loro figli senza magari essere competenti, oppure approfondire bene con le persone che sanno, e ne abbiamo veramente, qual è la situazione, fidarsi del proprio pediatra, capire che bisogna fare dei percorsi anche di conoscenza, di sapere, perché la fragilità non si difende, siamo noi che dobbiamo difenderla. Prego Fasan. Sì, beh, ultimamente i genitori, diciamo che hanno anche un figlio o al massimo 2, si stanno interessando molto alla salute del loro figlio, perché sanno che vivranno assieme tutta una vita con questo ragazzo, no? E quindi io li vedevo molto informati e quindi anche attivi e pieni di conoscenza, mentre altri poi delegano alla struttura il figlio perché non hanno neanche le capacità di poter intervenire e risolvere il problema. Stiamo parlando sempre di fragilità. Sì, sì, sì. E quindi i genitori, per me è sempre stata un colpo al cuore quando vedi un genitore col figlio disabile, perché lo vedi proprio nella loro faccia la situazione che hanno e che sanno che porteranno fino alla loro fine di vita il ragazzo, e quindi cercano tutte le strutture, tutto il meglio. Oggi come oggi i genitori, diciamo quelli che hanno i ragazzi giovani, Per i genitori di una certa età è chiaro che per loro erano abituati ad affidare il figlio ad una struttura e che si arrangiassero, no? Perché non entravano neanche. Quindi li vedo molto più preparati ultimamente i genitori nei confronti dei figli, e stanno anche molto più attenti alla loro salute. E quindi li vedi che si danno da fare, eccetera. Il problema è che non hanno chiaramente dal punto di vista della società un'assistenza probabilmente adeguata per quello che loro ritengono ancora adesso, perché il futuro per loro è sempre incerto. Questo è quello che io ho visto nei genitori, diciamo, giovani, ecco, con i ragazzi con gravi difficoltà, che sanno che non se la caveranno mai il figlio da solo. Non è forse che questo è merito anche del mondo del volontariato, che si è rimboccato le maniche, ha cercato anche di dare risposte a questi genitori, creando delle associazioni dove questi genitori, questi papà, queste mamme, avendo questo problema, sanno dove rivolgersi, hanno qualcuno al quale rivolgersi. Dopo lasciamo perdere, però almeno ci sono dei punti di riferimento. Ma è indubbio che il volontariato ha fatto la sua parte, fa la sua grande parte e la farà sempre, perché lo Stato non è mai stato in grado di dare delle risposte, se non al vecchio sistema che era l'istituto, punto e basta, no? Invece adesso il volontariato è una parte, una colonna importante. Una volta li mettevano nei manicomi, ti ricordi? Sì, certo, i manicomi, l'unico punto era quello, ma anche gli istituti mia. per ragazzi disabili, eccetera. C'erano gli istituti dappertutto, erano in quanti? 50, 100, adesso no. Il volontariato è forte e da noi sono nate delle associazioni, ad esempio l'ultima è stata la fondazione a Castelfranco, si chiama Tina Anselmi, sì, che sarebbe bello anche portarla qui, perché loro... Già hai fatto, bravissima, perché io li conosco, e lavorando, facendo l'attività di volontariato alla cooperativa Orchidea, anche loro sono dentro questa associazione, e a ottobre hanno inaugurato a Montebelluna una delle prime co-housing per 9 posti, è già piena. Ma siamo pieni veramente di questi genitori che si sono rimboccati le mani, che hanno creato queste strutture, anche economicamente, impegnando anche loro, ecco, i soldi, guardate, veramente sono meravigliosi, io li conosco. Il problema è che non c'è il dopo. Non c'è il dopo. Quello è come la panchina, faccio la panchina, ma se non ho il dopo panchina, cosa me ne faccio delle panchine che ormai sono di tutti i colori, facciamo una confusione numero uno. Dottor Clerici, un'altra cosa che volevo chiedere adesso, appunto,
appunto questa variante che sembrava veramente che desse dei risultati negativi, invece ha dato dei risultati positivi, perché ci sono vaccinati molti, e secondo perché non era più pericolosa come si pensava, grazie anche al vaccino. C'è qualcosa che vi preoccupa, che vuole dirci, oppure anche questo Covid che gira ancora perché gira, però siete riusciti, grazie proprio ai vaccini, perché bisogna dirlo, a bloccarlo? Prego, dottor Clerici. Allora, il Covid è ormai presente nella nostra vita quotidianamente, ce ne siamo dimenticati giustamente di parlarne tutti i giorni, settimanalmente, però se andiamo a vedere i dati, anche nell'ultima settimana una quarantina di persone sono decedute e quasi 1800 sono state ricoverate. Fermo, per Covid. dottor Clerici, facciamo parentesi, perché tanti mi chiamano e mi dicono: ma non è vero che è morto dal Covid, chissà da cosa è morto, perché non fanno le autopsie e vanno a vedere. La prego, dottor Clerici, risponda lei. Allora, ci sono alcuni casi che non vengono iscritti come morte da Covid, pur avendo il Covid, perché il paziente con gravi patologie assume il Covid e il Covid gli dà il colpo di grazia, detto in parole povere. Ci sono pazienti che, seppur anziani, stanno bene, non hanno gravi patologie, acquisiscono il virus, vanno in insufficienza respiratoria e muoiono. In questo caso si parla di morte da Covid. Quindi dal punto di vista clinico è chiarissimo. Poi dimentichiamoci il discorso delle autopsie. Le autopsie non si potevano fare nel 2020 quando scoppiò il Covid, perché non sapevamo se purtroppo aprendo un cadavere ci potesse essere la diffusione del virus. Oggi si possono fare. Comunque la clinica è chiara su questo, può distinguere la morte da Covid dalla morte con il Covid. Questo deve essere chiaro. Ormai non abbiamo più dubbi su tutto questo. Ecco. Però il Covid fa parte della nostra vita, come fa parte anche l'influenza. Non dimentichiamoci anche che l'influenza fa morire la gente. Noi non lo citiamo mai, però sono decessi per influenza. Però siamo abituati ormai da 50 anni e non ci parliamo, per cui su questo siamo tranquilli. Quello che diceva lei della variante, allora, le varianti all'inizio spaventano sempre perché sono sconosciute, quindi si pensa al peggio. Noi stiamo verificando che le varianti adesso sono più aggressive, cioè si diffondono più rapidamente, però per quanto riguarda il Covid sono meno patogene, meno gravi, cioè non danno quelle patologie gravi che davano all'inizio, se non in pazienti particolari. E così pure l'influenza. Il problema dell'influenza, della variante australiana, è che pur avendo una diffusione importante, ma nei limiti, ha come bersaglio anche il cuore e anche il cervello, mentre le altre influenze avevano come bersaglio solo l'apparato respiratorio, ed è questo che ha preoccupato sin dall'inizio, ed è questo che probabilmente, siccome è stato detto, ha indotto molte persone che non si erano vaccinate l'anno scorso a vaccinarsi quest'anno. Molto chiaro, dottor Clerici. Dottor Clerici, allora siamo riusciti a sconfiggere molti tumori, addirittura si parla di cancro con proprio con dei percorsi di vita anche molto lunghi, grazie alla scienza, alla ricerca, a tante cose. Però quello che fa paura sono i batteri, i virus, queste cose che all'improvviso possono arrivare e se non si è preparati non si sa. Cos'è che la preoccupa, che preoccupa voi microbiologi anche in questo periodo, pur siamo più tranquilli perché un colpo c'è l'aviaria, un colpo ne sentiamo sempre di nuove, però siamo poco informati, si fa due righe e chiuso là. Cosa mangiamo, ecco, cosa possiamo fare, come possiamo fidarci, i cibi che vengono ritirati all'improvviso, ma come prima me li dai poi li ritiri. Prego, dottor Clerici. Selezioniamo 3 punti fondamentali. Uno che riguarda i batteri ed è l'antibiotico resistenza. Purtroppo la diffusione non consapevole delle terapie antibiotiche porta a far sì che i batteri diventino resistenti alle terapie e quindi a fronte di un'infezione
il paziente non può poi essere più curato. Per cui mi raccomando, gli antibiotici solo sotto indicazione medica, non il fai da te. Questa è una cosa fondamentale, è stata definita l'epidemia di questo secolo, l'antibiotico resistenza, ma in realtà non è un'epidemia, è una cosa che è presente costantemente, che noi dobbiamo combattere, perché un paziente trapiantato, poniamo il caso che è andato incontro a un intervento salvavita importante, rischiamo magari di perderlo per un'infezione di un batterio che non siamo più in grado di trattare con gli antibiotici. Quindi il primo allarme è sull'antibiotico resistenza. Poi c'è la parte dei virus. Per i virus quello che ci preoccupa è sicuramente l'aviaria che si sta diffondendo, non ha ancora fatto il salto di specie, nonostante in America ci siano stati 2 decessi, un bambino e un adulto, nonostante sia passata dagli uccelli a qualche mammifero. Beh, non c'è stato ancora il salto di specie, però qui siamo più tranquilli perché i vaccini esistono, quindi nel momento in cui l'aviaria dovesse fare il salto di specie siamo in grado di intervenire con le vaccinazioni. Considerate che è un virus e quindi non si possono utilizzare gli antibiotici, ma solo gli antivirali che non sempre sono adatti a tutti i tipi di virus. Però i vaccini qui li abbiamo. Terza cosa, giustamente citata, l'alimentazione. Sull'alimentazione bisogna essere molto severi nel scegliere gli alimenti. Le carni, perché molto spesso provengono da allevamenti in cui c'è una somministrazione di antibiotico per evitare l'epidemia all'interno dell'allevamento, e poi questi antibiotici noi li ingeriamo e facciamo sì che nell'eventualità un batterio entri nel nostro organismo sia resistente a quell'antibiotico, per cui selezione massima nell'acquisto delle carni, ma soprattutto del pesce. Noi non abbiamo contezza che il pesce raccolto venga poi surgelato e congelato con le modalità di abbattimento che sono previste per legge. Quindi diffidare da chi vende il pesce a poco prezzo anche a livello di ristoranti, perché evidentemente qualcosa nella catena dell'abbattimento dei parassiti non c'è. Queste sono le 3 grandi emergenze che noi oggi dobbiamo affrontare. Poi è chiaro che dietro l'angolo ci può essere qualcosa di nuovo che non conosciamo, ma su queste 3 c'è il nostro grande impegno della comunità internazionale, che però da ieri ha perso un pezzo, perché gli Stati Uniti sono usciti dall'OMS, per cui non avremo un controllo globale, perché loro potranno fare quello che vogliono. E non dimentichiamoci che nel 2020 l'attuale presidente, che lo era anche allora, suggeriva per combattere il Covid di ingerire o iniettarsi la candeggina. Quindi su questo forse qualche ragionamento dovremmo farlo. Sì, ha fatto bene anche a ricordarlo, perché queste sono le cose, la storia è storia, non si può cancellare, quella è la storia che abbiamo visto e perciò dobbiamo stare molto attenti. Un'altra cosa, dottor Clerici, perché so che lei fra poco se ne deve, giustamente ha un impegno e la lascio libero. Ecco, che messaggio vuole dare alle tante persone che la stanno ascoltando, quelle persone che ancora non credono in questa ricerca, in questa scienza, ma credono magari a quel ciarlatano che gliela sa raccontare molto bene, ma perché magari c'è in ballo una poltrona importante, la politica è arrivata a gamba tesa. Ecco, ieri qualcuno mi diceva, hai visto che finalmente stanno crocifiggendo Speranza, l'ex ministro? Capisce come siamo, per quello l'ho anche invitata, dottor Clerici, perché io spero di avere sempre delle persone che parlino come sta parlando lei, che a casa capiscono l'importanza di ascoltare e di capire. Prego, dottore. Io credo che se il ministro Speranza, che ha fatto quello che doveva fare in un momento in cui nessuno sapeva cosa fare, fosse rinviato a giudizio, condannato, tutta la classe medica sanitaria dovrebbe essere condannata insieme a lui, perché eravamo tutti nella stessa condizione. E comunque devo dire che lo sforzo futale per cui sono centinaia di migliaia le persone che sono state salvate, purtroppo, e questo ci dispiace enormemente, nella prima fase non eravamo in grado di intervenire in maniera corretta. Quello che io posso dire ai telespettatori, ai suoi amici, a tutti è: fidatevi
fidatevi del vostro medico di famiglia, del vostro medico di fiducia, assolutamente. Non ascoltate, potete ascoltare i pareri di tutti, anche il mio, ma poi rivolgetevi a chi conosce la vostra cartella clinica, a chi conosce la vostra storia delle malattie. Solo lui potrà essere in grado di far sì che la vostra salute venga mantenuta nel tempo. Potete poi prendere le informazioni da tutti, anche quando si acquista una macchina si prendono informazioni, però poi ci si rivolge a un esperto, e l'esperto in questo caso deve essere il vostro medico di fiducia, che sa cosa avete avuto nella vostra vita, sa cosa avete in quel momento, e quindi è in grado di suggerirvi tutte le indicazioni fondamentali. Non fidatevi di altri. È giusto informarsi, ci mancherebbe altro, è giusto che ognuno si faccia un'opinione, però l'opinione non è la scienza. L'opinione spesso può essere smentita dalla scienza, e quindi bisogna rivolgersi a chi ha in mano la scienza. Quando si parla di medicina, lei ha citato prima il professor Garattini, ecco, il professor Garattini sicuramente è un uomo di scienza che non può essere discusso, assolutamente. Io la ringrazio veramente, dottor Pierangelo Clerici, di essere stato con noi. Salutiamo dottor Pierangelo Clerici, che è presidente Associazione Microbiologi Italiani. Veramente grazie dottor Clerici e buon lavoro, e ancora grazie per aver spiegato grazie a lei, e a casa a aver tutti ascoltato. Grazie dottor Clerici. Allora andiamo a vedere questo servizio, vi porto a Trieste, andiamo a vedere Vaccini Riccardi e poi commentiamo. La campagna vaccinale nella nostra regione registra segnali positivi. I dati aggiornati evidenziano un miglioramento rispetto al passato, con un incremento nelle adesioni e una maggiore consapevolezza sull'importanza delle vaccinazioni. In questo contesto abbiamo intervistato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che ha commentato i progressi. Questo è frutto anche di una cultura che in questa regione è cresciuta, fermo restando ovviamente la complessità del tempo che stiamo vivendo. Abbiamo vissuto il Covid ed è chiaro che anche le persone davanti alla richiesta di vaccinazione fanno delle riflessioni che però, devo dire, secondo i dati lo stanno affrontando con estrema attenzione, e avendo ben compreso che il tema della vaccinazione non riguarda soltanto chi la fa, ma anche chi vicino alle persone vive e potrebbe avere delle conseguenze davanti a un sistema che ha delle protezioni con caratteristiche percentuali diverse. Un focus particolare è stato dedicato al vaccino contro il Covid-19, che Riccardi consiglia soprattutto alle fasce protette come anziani e persone con fragilità. Sicuramente è consigliato, anche se vediamo rispetto ad altre tipologie come è ovvio che sia un rallentamento di queste adesioni, però insomma, l'attività della prevenzione è un'attività importante, il tema delle immunizzazioni resta una delle componenti rilevanti. Allora, come commenti, Angelo Fasan, quello che ha detto il dottor Clerici, ma soprattutto anche quello che abbiamo sentito? Prego. Ma io ho perso qualche amico su questo argomento qua, il problema del Covid, perché non credevano, pensavano che ci fosse una dittatura in questo momento, di dover prendere tutte le persone, erano comunque appunto anti-Covid, non credevano, e solo perché non erano mai stati dentro, come era mia moglie, nell'ospedale Covid, e vedevano ogni giorno qualche morto che usciva, perché a Montebelluna è stato un periodo difficilissimo e mia moglie lavora in ospedale. Io chiaramente mi sono vaccinato e ti dico che nello scontro che abbiamo avuto verbale eccetera, ho ancora adesso degli amici che non mi parlano. A questo mondo esistono anche i terrapiattisti, no? Cioè chi pensa che la terra sia piatta perché non crede alle varie teorie. Quindi vabbè, beati loro se vogliono andare avanti così. Il problema è che non so dove porteranno, voglio dire, perché adesso per fortuna il Covid adesso si è molto abbassato, abbiamo un po' tutti, lo possiamo prendere, non è più una cosa che ci può portare in ospedale anche sotto se ossigeno. Ci sono state 40 morti, come hai sì, sentito è dal vero, dottor però Clerici. anche qua adesso lo sappiamo, sono degli anziani che hanno già delle altre patologie che fanno fatica, come l'influenza. Io credo, come tanti altri, di poterlo averlo preso, però magari la struttura fisica mi permette anche di supportarlo. Però il periodo del Covid,
che è stata una cosa micidiale, e io ti ripeto, ho perso alcuni amici che erano negazionisti, ma ci siamo veramente scontrati, non mi parlano più. Un'altra cosa importante che vorremmo capire è l'importanza dell'educatore anche in questi centri, in queste strutture, è molto importante, anche nei CEUD, nelle ULSS, prego. Beh, lì c'è stato fatto proprio un progetto dove tutti i ragazzi sono stati vaccinati nei tre, si ricorda, 3 momenti che abbiamo avuto tutti il vaccino, no? E tutti hanno aderito. Non credo e non ricordo che ci sia stato nessun genitore che si sia opposto al figlio, perché non ricordo, ecco, che ci sia stato un genitore che non abbia voluto che il figlio fosse vaccinato. Lì c'è stata tutta una fase di profilassi gestita da l'ULSS nei vari centri dove si bloccavano, si andavano a prendere i ragazzi e si portavano a fare il vaccino. Certo. Ti interrompo un secondo solo, certo. Pietro, perché andiamo da Venezia, andiamo a Belluno dove c'è Claudio, andiamo a Longarone. Ciao Claudio. Buongiorno, saluto anche il pubblico. Prego. Allora, volevo soltanto fare presente che la vaccinazione non è necessario farla soltanto sul braccio, ma esiste anche l'opzione di poterla fare sulla coscia o su altro gluteo, dipende dal medicinale che viene somministrato, e questa informazione non viene data. Io la faccio sulla coscia per far sì che praticamente se ho dolore o qualcosa del genere posso mettere il ghiaccio con la mano senza problemi. E poi ho avuto un'altra esperienza giorni fa, Corriere a lunga percorrenza, io ho messo sulla mascherina, dopodiché alcuni turisti hanno fatto la stessa cosa, c'è stato un passeggero che ha avuto un attacco di tosse. Comunque, intanto vi ringrazio, buona continuazione del programma e buona giornata, grazie. Grazie a Claudio da Longarone. In effetti è vero, guarda, anch'io qualche volta metto la mascherina in certi posti, specialmente se vedo che qualcuno, come dici te, non si rende conto che forse ha l'influenza e sta girando liberamente con la tosse, magari anche dentro i supermercati o dei negozi. E allora mi metto la mascherina e mi guardano in maniera strana e dico: scusi, guardi che dovrebbe averla lei la mascherina. Perché? Perché sta tossendo e siamo sul luogo alimentare. Per cortesia gli dico: ce l'ha la mascherina? Capite che non puoi non avere rispetto delle persone, ecco, come sta spiegando veramente Claudio, bisogna avere anche un certo rispetto. Se sei raffreddato non è che puoi entrare dappertutto e frigartene, tossire, soffiarti il naso, cioè è una roba veramente, anche questa è educazione civica, rispetto, ecco, l'educazione. Beh, è chiaro che anch'io, ad esempio, quando sono in un luogo pubblico, se ho un colpo di tosse lo devo trattenere o comunque nascondere o girarmi, così, eccetera. Esatto, con il gomito. Chi è una lo cosa, fa? Vedi che qualcuno con il gomito lo puoi fare, perché il Covid ha insegnato questo. Probabilmente potevamo farlo anche prima, perché l'influenza è sempre stato un grande problema e l'influenza si arriva al contagio attraverso questo modo, cioè la tosse, avvicinarsi, eccetera. Bisognerebbe avere tutti quanti ancora una mascherina in tasca, sostanzialmente questo qua, perché quando vai in certi posti, anche in un ospedale, eccetera, per rispetto lo puoi mettere. Non c'è più questa abitudine e secondo me è sbagliato un po', perché entrare in ospedale comunque si potrebbe rimettere la mascherina. Questo eviterebbe probabilmente dei contagi. Ma siccome non è obbligatorio, non è più, quindi nessuno la mette più. Nessuno mette più. Pubblicità. E siamo con Angelo Pietro Fasan, già educatore ULSS Area Disabilità, volontario anche di una cooperativa importante, Orchidea, ma soprattutto anche come volontario, come uomo, come persona che sta cercando di aiutare le fragilità. Siccome vi ho letto anche i contributi regionali che sono stati dati alle associazioni, siccome è pubblico volevo leggervi i redditi dei parlamentari veneti depositati al 7 dicembre 2024, che noi dobbiamo anche capire
dire, certo, e conoscere. Siccome tutti dicono non sanno cosa prendono, però la dichiarazione c'è, perciò vuol dire che sanno quello che prendono. Allora, iniziamo. Carlo Nodio, Fratelli d'Italia, 260.887. Martina Semenzato, 229.822. Matteo Gelmetti, 192.295. Boscaini Maria Paola, Forza Italia, 165.230. Lorenzo Fontana, Lega, 155.471. Erika Stefani, Lega, 147.235. Oscar Osnato, Fratelli d'Italia, 131.265. Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia, 128.165. Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, 127.242. Marco Padovani, Fratelli d'Italia, 123.547. Ciro Maschio, Fratelli d'Italia, 124.000. Marco Padovani, Fratelli d'Italia, 123.547. Massimo Bitonci, Lega, 123.256. Paolo Tosato, Lega, 119.705. Anna Maria Bernini, Forza Italia, 118.139. Pier Giorgio Cortellazzo, Forza Italia, 117.791. Maddalena Morgante, Fratelli d'Italia, 117.477. Alberto Stefani, Lega, 115.684. Bisa Ingrid, Lega, 115.000. Marchetto Liprandi Marina, 114.000. Zanettin Pierantonio, Forza Italia, 112.000. Gianmarco Mazzi, Fratelli d'Italia, 111.848. Aurora Floridia, 108.000, Azione 303. Daniela Sbrollini, Italia Viva, 107.240. Maria Cristina Caretta, Fratelli d'Italia, 106.374. Silvio Giovine, Fratelli d'Italia, 103.910. Adolfo Urso, Fratelli d'Italia, 103.366. Nadia Romeo, PD, 103.068. Mara Bizzotto, Lega, 102.217. Beatrice Lorenzin, PD, 101.794. Andrea Martella, PD, 101.644. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, 100.592. Pretto Eric Umberto, Lega, 98.475. Arianna Lazzarini, Lega, 98.471. Rachele Scarpa, PD, 98.471. Gianangelo Boff, Lega, 97.474. Barbara Guidolini, Movimento 5 Stelle, 97.885. Andrea Ostellari, Lega, 89.864. Questi sono i redditi pubblicati, pubblici, perciò quelli che sono arrivati, quelli che io posso leggere. Un commento subito? Prego. Allora, per capire il valore di questi emolumenti che prendono, che vanno ormai dai 100 ai 200.000, facciamo un piccolo ragionamento. Un giovane, una coppia, per comprarsi una casa oggi deve andare in banca, dove devono tutti sottoscrivere, familiari e genitori, fa il mutuo se glielo danno e pagherà una casa sui 100.000 euro per quanti? 20-25 anni per pagare un mutuo? Perché io lo pago, poi riesci a pagarlo, se poi riesci a pagarlo, noi abbiamo la casa, stiamo pagando il mutuo da 25 anni, me ne mancano ancora 10. Questi signori comprano la casa con un anno di reddito, tutto tanto per fare un confronto. Quindi un anno di reddito loro si possono comprare una casa e cioè se lo meritano. Voglio dire, sì, sono stati eletti, d'accordo, niente da dire. Piacerebbe sapere cosa fanno tutto il giorno per prendersi un reddito da 100 o 200.000 euro. Quanto importante è la poltrona in politica e quanto importante è invece la poltrona, quella che deve essere competente, attenta, sensibile, per ricoprire ruoli molto importanti che riguardano le fragilità, Fasan? Quanto è importante la poltrona in politica? La poltrona in politica è importante perché c'è una guerra grande al momento delle elezioni, tutti vogliono arrivare, una volta insomma bastava essere solo amico dell'amico per essere messo là senza avere poi nessuna competenza. Ne abbiamo di parlamentari che non hanno né arte né parte
e poi si inventano di fare qualcosa e sì e no partecipano delle commissioni che poi io li ho visti anche in TV, non sanno neanche di cosa si parla, ok? La poltrona del volontariato è una poltrona di sacrificio che non ti paga, che nessuno ti dà un soldo, che devi mettere la benzina tua, tutto il tempo tuo e lo fai perché hai voglia di farlo per uno spirito tuo personale e basta. Per la tua sensibilità. Sì, basta, cioè non c'è altro. Abbiamo Antonio da Padova, poi continuiamo. Ciao caro Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche all'ospite. Grazie. Bene, ma quei redditi sono lordi o sono netti? Credo siano netti. Netti. Perché credo che un Bene. parlamentare oggi prende più di 10.000 euro al mese, quindi lì dovrebbero essere netti. Sono furbi, non mettono i lordi. Vai Antonio. Bene. Quindi io praticamente prenderei un quinto o un sesto del loro stipendio. Non penso che io non valgo meno di loro, anche perché in Italia non c'è la meritocrazia, basta che uno sia iscritto a un partito e può andare in Parlamento senza merito, e di questi meriti là in Parlamento non ce n'è uno che merita di essere lì praticamente, e comunque ci aprono una barca di soldi. Ma quello che mi fa rabbia è che io praticamente mi devo pagare il dentista. Io ho pagato il dentista 20.000 euro per curarmi i denti. Un parlamentare il dentista neanche lo paga perché è sovvenzionato dalla mutua. Praticamente loro, oltre ad avere questi stipendi dalla Babi, tutti i benefit, e si potrebbero pagare tutto quanto. Oltre a quello hanno tutte le agevolazioni fiscali, praticamente loro di cure mediche, di cose qua, non pagano niente. Quindi mi dico la verità, perché io devo pagare il 27% della mia pensione e dopo tutto quello che prendo devo pagare le tasse? Cioè io quello che mi rimane netto ho da pagare le tasse su tutto quello che compro, e poi se compro una cosa devo pagare le tasse anche su quella cosa che io ho comprato. Ma vi rendete conto che questa qua in Italia è proprio farlocca? Diciamo, ma il titolo Sveglia Veneti cos'è che serve? Ma è un'abitudine, leggi Sveglia Veneti come per dire ho la sveglia, ogni tanto suona la sveglia. È quella che il programma è quello, che c'è la sveglia che suona. Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio. No, sai quello che fa specie? Che come voi sapete col mio Banco Solidale anche ieri con i volontari ci confrontiamo con queste realtà che dicono ma Mirella mi devo pagare anche la benzina per andare a lavorare, certo. Come faccio? Adesso scade il bollo, l'assicurazione, la revisione, certo, devo pagarmi tutto con 1.000 euro, 1.100 euro che prendo, come faccio, certo. Mirella? Prima si parlava anche col dottor Clerici, bisogna mangiare sano, mangiare bene, ma fai? Avete sentito cosa succede, cosa riescono a mangiare certe persone perché i soldi per prendere le cose buone non ci sono, la carne buona costa, certo. Il pesce buono costa tutto caro, perciò capite che col reddito che ho io non posso permettermi certo. Di mangiare sano e bene. Per fortuna che ci sono questi banchi solidali tipo il nostro dove grazie al vostro 5 per 1000 io prendo le cose buone, cerco di dare dignità a questa borsa, a queste persone, perché guardate che è un disastro in giro, non arriva più niente dai banchi nazionali, arriva pochissimo, non arriva più niente, i supermercati vendono tutte le cose ormai 3x1, 4x3 in scadenza, la gente va a prendere quelli perché costa poco, certo. Perciò e poi continuiamo a buttare via tonnellate di cibo tutti i giorni, buono che si potrebbe recuperare, ve lo posso assicurare, però funziona così perché c'è sempre un qualcosa sotto che non conosciamo. Prego Piero. No, non si sa di fatti come funziona il mondo, perché da una parte abbiamo un grande, sempre più numero di persone, diciamo, povere che lavorano.
perché il reddito non gli consente di poter vivere, pagarsi un affitto, eccetera. Io ho amici purtroppo che adesso hanno lo sfratto, la seconda ingiunzione è già arrivata, lavorano, non riescono a trovare un appartamento in affitto, non possono comprarlo. Nonostante il contratto di lavoro, lo spieghiamo bene. Lo contratto di lavoro, guarda, veramente è una cosa che adesso stiamo interessandoci anche noi, vediamo se si arriva a trovare un appartamento per questa coppia. Anzi, chiediamolo, chiedilo se c'è qualcuno che magari, chiami pure Mirella che c'è bisogno, nonostante un lavoro, nonostante questo, e quindi rischiano di essere buttate fuori. Comunque c'è gente che lavora, e sono i poveri che lavorano con un reddito bassissimo e non riescono ad arrivare a fine giornata perché le tasse comunque effettivamente dalla macchina... Ma tu trovi giusto che un politico vengano pagate tutte le spese? Ma anche no. Intanto non trovo giusto che un politico venga pagato se non va a Roma tutti i giorni, primo, perché noi abbiamo avuto politici che andavano a Roma, non voglio fare nome, Sgarbi ad esempio è uno famoso, penso che tutti lo conoscano, ma ce ne sono stati altri. Io ti pago se tu lavori, se tu vai in tutte le commissioni, se vai al lavoro mi giustifichi. Ma è già un bel stipendio che serve anche a pagare le spese. Sì, perché... allora se tu non vai, non paghi. Io se non vado a lavorare non sono pagato. Se io sto un mese a casa a fare gli affari miei perché sono anche un avvocato, perché poi ho anche un altro reddito, un altro lavoro e faccio il parlamentare ogni tanto per andare a votare, non devo essere pagato. Non si capisce perché. Noi paghiamo tutto e tutti, dall'aereo, da questo, senza dovere che loro ci diano un conto spese, punto. Poi la cosa che almeno facessero il loro lavoro, noi abbiamo l'Italia che sta aumentando il debito pubblico, ogni anno di più ed è sulle nostre spalle. Allora io dico, se io ho una famiglia che ha un debito pubblico, cioè che ha un debito, o taglio o raziono o mi abbasso il mio stipendio, ma io non posso a fine mese dover sempre andare a obitare un debito perché tanto ho i figli dopo che la pagano. No, questo è il problema. Gianfranco Valeri, c'è salto, poi andiamo in pubblicità. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno all'ospite. Grazie. Io signora Mirella ho fatto sempre il dipendente pubblico per 42 anni. Ecco, dico una cosa, sul pubblico si potrebbe risparmiare tanti di quei soldi che fa paura. Si immagini che c'è nel pubblico gente che praticamente posti in certi settori che mancano, e in certi settori sono lì che non fanno niente, però le riforme non si fanno. Io non voglio mandare a casa nessuno, però si devono spostare da una... Se un'azienda domani produce ipotetico sedie e le sedie non vanno, cercano di fare altro tipo. Se noi facciamo... C'è una montagna di dipendenti pubblici, capito, che vengono pagati per niente e sono certi posti pubblici che hanno bisogno, tipo le forze dell'ordine, tipo gli infermieri, tipo i medici. Signora Mirella, se si va ancora in comune per farsi un certificato di residenza, si va ancora in comune per dire come uno si chiama, che il giorno d'oggi si potrebbe essere tutto digitalizzato com'è, con la carta d'identità nuova e tutto, si immagini, invece non si vuole fare riforme. Ecco, a me non fa scandalo il stipendio che prendono questi onorevoli, anzi, ti pagherei ancora di più, ma che facessero le cose fatte bene, che si mettono in riva a questo paese. Invece non fa niente nessuno, ha capito? È un consenso. E sa Mirella vedo, una volta andavano a parlare tra la gente, venivano e ci ascoltavano qualcuno. E il giorno d'oggi sono tutte quasi influencer, interviste e sopra interviste. E lei vede quando intervistano uno, provi a guardare quando intervistano uno per televisione come sa la poesia a memoria, non sgarra una virgola, chissà quante prove fa prima di dare quella risposta. Ecco, io voglio le riforme, signora Mirella, lei lo sa, abbiamo ancora i tabelloni elettorali, signora Mirella, abbiamo ancora e quanti anni anche telefono lei e nessuno non spesi inutili. Se lei moltiplica quanti soldi c'è per tutti i comuni d'Italia solo mettere fuori montare i tabelloni elettorali, a voglia di banchi solidali che lei farebbe, ha capito? Che non servono a niente, con televisioni, giornali, TikTok dappertutto. Cosa servono il montaggio dei tabelloni, signora Mirella? E specialmente nelle città sono messi in certi posti o negli incroci dappertutto, che è una bruttura. Se lei va in certe città è solo una bruttura.
Ecco, non siamo capaci neanche di tirare via i tabelloni elettorali. Buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie caro Gianfranco. Io andrei piano a aumentare gli stipendi, anche perché mi sembra che siamo solo noi che paghiamo questi politici, questi soldi. In altri paesi la realtà pagano 5.000 euro tutti, sì, non c'è nessun problema e riescono a far lavorare bene e anche a risolvere i problemi del paese. Non so perché noi dobbiamo pagare tutti questi soldi, solo noi in Europa che paghiamo i politici con queste cifre. L'operaio lo paghiamo con 1.000 euro. E l'artigiano lo commendiamo perché evade le tasse. No, non ci siamo proprio. Pubblicità. Saluto altri due graditissimi ospiti. Abbiamo Patrizia Pigi da Verona collegata con noi, vicepresidente Associazione Vittime della Strada e Mala Sanità. Grazie Patrizia Pigi di essere qui. Saluto anche il dottor Marco Guidarini, andiamo a Siena, a Canzano Terme, presidente Associazione Motociclisti Incolomi. Grazie anche a lei, dottor Guidarini, di essere qui perché ci spiegherà cosa succederà domenica a Verona, che noi saremo presenti. Saluto e ringrazio anche Angelo Pietro Fasan che è rimasto con noi. Allora, dottor Guidarini, cosa ci sarà domenica a Verona al Pala Rossini? Allora, domenica 26 gennaio, quindi domenica questa che viene, a Verona dalle 14 alle 17 abbiamo organizzato insieme a tante altre associazioni in difesa per i diritti degli utenti della strada, automobilisti e soprattutto motociclisti, una conferenza stampa, una manifestazione, una conferenza stampa per denunciare il degrado delle strade italiane che fanno tante vittime. In Italia ci sono 3.100 vittime all'anno, 3.100 morti e circa 10.000 invalidi gravi per colpa di strade che hanno un indice di aggiornamento al 1950. Soprattutto la battaglia è nata per gli ostacoli fissi, i guardrail ghigliottina, che per qualunque motociclista sa quanto sono pericolosi, anche una banale scivolata, spesso per l'asfalto viscido, quindi non a regola, non a norma, una banale scivolata che costringe il motociclista a urtare un paletto dei guardrail, quindi sono guardrail che nessun altro paese d'Europa mette più, quelli con i paletti verticali, ma mettono tutti i guardrail con la protezione salva motociclisti. Quindi con le tasse che paghiamo abbiamo diritto a dei guardrail moderni. E questa manifestazione appunto denuncerà questa inadempienza, questa imperizia dello Stato e anche dell'ANAS nelle strade, nella mancanza di aggiornamento. Quindi ci sarà una conferenza, ci saranno tanti giornalisti, ci saranno tanti bikers. Metteremo tutte queste magliette che ora vi faccio vedere, che praticamente piloti e bikers contro i guardrail killer. Questa è una maglietta che aveva un'immagine che aveva usato anche Daniel Pedrosa, grande campione di motociclismo, grande pilota tuttora, l'aveva usata al Gran Premio di Barcellona nel 2007. In Spagna hanno recepito il messaggio e hanno cambiato le strade e hanno messo dappertutto i guardrail con la protezione salva motociclisti. In Italia siamo a 50 anni indietro. Dottor Guidarini, lei è anche un medico e volevo farle anche questa domanda. Cosa ne pensa del nuovo codice della strada? Allora, il nuovo codice della strada, secondo me, per certe cose è giusto, per l'alcolemia è corretto, è giusto e lo appoggio. Certe volte su alcuni punti, secondo me, non bisogna essere troppo rigidi, perché magari può sortire anche l'effetto opposto. Io credo che le istituzioni debbano un po' essere collaborative con i cittadini, quelli civili, dico, non quelli che guidano una moto o una macchina con l'alcolemia a 1 o a 2 grammi litro, chiaramente. Però se uno ad esempio prende un Moncherie, non si può ritirargli la patente, andrebbe visto nel contesto. Io sarei appunto per analizzare anche la patente. Se uno guida da 50 anni e non ha mai avuto incidenti, vuol dire che non è solo fortuna, vuol dire che sa guidare, guida bene, è prudente, e se lo trovi con l'alcolemia di 0,5 0,6 non lo puoi mettere in mezzo alla strada, secondo me. Quindi bisogna essere un po' più elastici, anche perché se si vuole essere rigidi, la prima cosa su cui essere rigidi è sulle amministrazioni che fanno cassa con le autovelox e non fanno manutenzione delle strade. Ci sono appunto paletti, i segnali di pericolo generico
messi in traiettoria di fuga delle curve è una cosa antiergonomica, antiscientifica e criminale, perché ad esempio stamattina mi hanno mandato un motociclista, che tra l'altro è un mio paziente, l'ho visitato a Forlì, di un paletto a Forlì, in provincia di Forlì, anzi in provincia di Bologna, scusate, che praticamente in questo paletto c'è morto un ragazzo 4 anni fa, è in uscita di una curva veloce, l'asfalto è viscidissimo, quindi è fuori regola, perché vuol dire che diciamo, non ha più il grip necessario. C'è morto un ragazzo e questo paletto è in traiettoria di fuga come anni fa, in attesa della prossima vittima che ci scivola. Ecco, allora, prima di essere rigidi, cioè se si vuole essere rigidi, dobbiamo essere rigidi anche con le amministrazioni. Le amministrazioni che fanno le multe con l'autovelox devono rendicontare allo Stato i soldi incassati con le multe e per legge devono investire il 30-40% se non di più in sicurezza stradale, quindi educazione nelle scuole e anche manutenzione delle strade. Molto chiaro, abbiamo Maurizio. Ciao Maurizio, sei ancora in linea? Sì, ciao Mirella. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma dovevo presentare gli ospiti, prego. No, va benissimo Mirella, non ti preoccupare. Allora innanzitutto saluto tutti i tuoi ospiti. Allora io volevo riallacciarmi al discorso di prima dei famosi colletti bianchi parlamentari che prendono cifre stratosferiche, però vorrei dire una cosa Mirella, no? E dopo chiudo argomento, cambio. Allora, ma siamo sicuri che quei signori parlamentari si meritano questo stipendio, questi faraonici stipendi? Perché mi sa che ci sono tanti parlamentari che non riescono o non hanno neanche la licenza media, da quello che mi risulta, ok? Perché per arrivare a prendere quei stipendi faraonici bisogna avere un'intellettualità pazzesca, ma adesso purtroppo anche chi, come il signor Landini, che ha la licenza media, è un ministro. Purtroppo, va bene, lasciamo stare. Allora io mi riallaccio a quello che ha detto appena adesso il signore dei ciclisti, adesso non mi ricordo chi è Mirella, il signore dei motociclisti? Sì. Ecco, allora io ho un collega che 2 settimane fa è stato fermato dai carabinieri, e questo ve lo dico perché non è una barzelletta, e dopo aver fatto colazione, siccome che lui in macchina ha il poker coffee e la scatoletta del Moncherie, ha mangiato un Moncherie e i carabinieri gli hanno fatto, la polizia, adesso non so che cosa, gli hanno fatto la spigorometria e gli hanno ritirato la patente per il semplice fatto che lui ha mangiato, praticamente era soltanto il Moncherie che ha mangiato. Io adesso non lo so, o siamo tutti fuori di testa, impazziti, non lo so, perché lui non è che prende il caffè corretto, voglio dire, se l'avesse preso corretto dico va bene, ma il Moncherie ha una piccola quantità di liquore, ok? Vabbè, comunque vorrei una risposta, ecco, del professore là. Ecco. Grazie al dottor Guidalini che risponderà al nostro Maurizio Dare, però prima vorrei salutare anche Patrizia Pisi. Ecco Patrizia, cosa ne pensi tu di quello che hai sentito? Spero di vederti a Verona, che tu ci sia, ecco, che non vai via, che magari così ci incontriamo. Prego, cosa vuoi dire Patrizia? Allora innanzitutto ti saluto e saluto anche i tuoi ospiti, grazie sempre di invitarmi Mirella, e ci vedremo a Verona sicuramente. Ma questo codice della strada è stato molto criticato, certamente ci sono dei punti che non sono chiari, questo sono d'accordo con il dottor Guidalini, ma dobbiamo anche pensare, siamo stati molto criticati anche noi delle associazioni proprio per questo punto, per il punto che nella spirometria se tu hai assunto o una medicina, una tachipirina o un paracetamolo, oppure hai mangiato un semplice cioccolatino, viene rilevato da questi spirometrici. Ma d'altronde Mirella, bisognava fare un codice della strada nuovo, perché era un codice della strada vetusto ed effettivamente le vittime, come diceva giustamente il dottore, sono 3.100 ogni anno. Quindi bisognava mettere delle regole in più. Certamente hanno alzato molto le sanzioni, ma tutto questo
cercava, penso, io parlo per la mia associazione, per l'associazione delle vittime della strada, io rappresento migliaia di vittime della strada, quindi noi quello che volevamo era un deterrente, era che questo codice della strada fosse più, come si può dire, concentrato sugli stupefacenti, assolutamente, perché non ci si può mettere alla guida drogati, assolutamente, ma neanche ubriachi. Adesso che ci siano questi metodi di rilevare lo stato di ebbrezza, che quello mi sembra che sia sempre, lo spirometro è sempre uguale, a quello dell'alcol, che sia, quello degli stupefacenti sia così sensibile a un Moncherie o a un paracetamolo, anche noi siamo molto, contestiamo anche noi questa cosa qui, però d'altronde cosa possiamo fare? Io penso che dovevano prima guardare quello che davano questi spirometri, queste cose per rilevare l'alcol e anche lo stato di stupefacenti, insomma essere drogati. Io penso che dovevano prima guardare queste cose e poi fare la legge, e invece come al solito viene fatta la legge e poi sicuramente verrà fatto qualcosa per questo punto non chiaro. Allora, hai fatto bene, Patrizia, a evidenziarlo, perché io ho avuto ospite anche il dottor Leoni, che è l'ordine dei medici, quali hanno preso posizione anche loro. Bisogna essere chiari, tu non puoi mettere a regime una cosa se non è chiara. Le persone che prendono questi farmaci prendono perché hanno dei problemi, hanno paura di andare al lavoro, ormai c'è veramente questo terrore. Cosa ne pensa, dottor Guidarini? Ecco, la chiarezza è come col monopattino, prima mettiamo il monopattino e poi ci accorgiamo che è pericoloso. Allora bisogna rivedere, ma non puoi rivedere prima. Cioè la prevenzione anche di questi burocrati, di questi parlamentari, di questi politici va fatta prima, non dopo, perché viene fuori il caos totale e la paura poi regna sovrana. Dottor Guidarini. Certo, purtroppo molti nostri politici soffrono di legiferazione precoce, ecco, che per l'assonanza fa una cosa precoce, che quindi la prestazione è sempre scadente, è sempre insoddisfacente, sia per l'uomo che per la donna al volante in questo caso. Essere troppo rigidi in questo caso, quando senza obiettività delle cose, porta solo a un gran caos e ad allontanare, secondo me, i cittadini dalle istituzioni, che invece bisognerebbe fare il contrario, perché gli incidenti stradali, quindi questo dramma di 3.100 vittime all'anno, e ripeto, per una legge di pronto soccorso, per un morto ci sono 4-5 invalidi permanenti, quindi fate il conto, 3, 6, 9, 12, 15, 15.000 invalidi permanenti, va risolta tutti insieme con innanzitutto dando priorità al metodo scientifico. Ecco, io da 20 anni propongo un metodo scientifico semplicissimo per analizzare gli incidenti, è quello della medicina. In medicina, per studiare le malattie si studia la patogenesi e l'eziologia. Ad esempio l'influenza, la patogenesi è il contatto interumano, la distanza ravvicinata con altri, c'è uno che è ammalato e c'ha il virus dell'influenza, lo trasmette a tutti, ma la causa dell'influenza, la causa del danno anatomico è un virus, si chiama virus influenzale, e per questo si fanno i vaccini contro il virus e non si dà, non si mette la maglietta della salute, si faceva 100 anni fa la maglietta della salute, ma è il virus influenzale che è la causa del danno anatomico. Così negli incidenti, io infatti invito anche l'associazione familiare vittime della strada ad analizzare questo metodo, che è rigorosamente scientifico e semplice, perché in Italia abbiamo bisogno di cose semplici, non di burocrazia, di pratiche. La sicurezza si fa con la pratica, non con le pratiche burocratiche. Allora il metodo scientifico è semplicissimo: cause di incidenti e cause di lesioni. Allora la velocità, anche l'alcolemia elevata, la distrazione, ma certe volte anche l'asfalto viscido sono cause di incidenti, non sono cause di lesioni. In pista si cade a 350 all'ora e siccome non ci sono cause di lesioni, cioè non ci sono ostacoli fissi, la maggior parte dei piloti si rialzano e vanno a prendere la moto il giorno dopo e fanno la gara. Questo succede. Tutti i grandi piloti, da Valentino Rossi a Pedrosa eccetera, sono tutti caduti a velocità stratosferiche. Io che faccio un campionato
amatoriale, sono caduto a 140-180 all'ora in autodromo, mi sono rialzato, purtroppo la moto era sfasciata, ma grazie a Dio, proprio perché mancano le cause di lesioni, non mi sono fatto niente. Perché aveva gli strumenti che la proteggevano, dottor Guidarini, questa è la realtà. Se tu mi proteggi e corro in una pista sicura non mi faccio niente. Aspetti, perché abbiamo Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Tinella, lei e i suoi ospiti, buongiorno. Niente, io volevo parlare della sicurezza. Cioè, alcuni chiamano dicendo che mangiano il cioccolato e gli ritirano la patente. Sono delle cavolate. Per semplice motivo, io capisco nel cioccolato c'è il liquore, ma cavolo, per risultare positivo che sei un ubriaco, penso che devi mangiare una bella scatola di cioccolato con il liquore, perché non penso con un cioccolatino di tutti superi il limite, quindi la gente deve dire la verità, non puoi dire che un cioccolatino ti ritirano la patente, perché l'assurdità, veramente siamo alla follia. Poi si lamentano, se succede che invece ne uccidono le persone, non c'è sicurezza, non ci sono leggi, mettono la legge e non gli sa neanche bene. Io dico, quando uno si mette alla guida non deve essere ubriaco, devi camminare lucido, perché la macchina è un'arma, basta un attimo che ti cambia la vita a te e agli altri che ci hanno messo la strada. La ringrazio, signora Mirella. Grazie a te, caro Sebastiano, mi hai fatto anche sorridere, per non dire ridere. Ecco, devo mangiare una scatola di cioccolatini, poi sentiremo il dottor Guidarini che è più esperto. Sì. Cosa ne pensi, Fasan? Allora, io credo che se con questa legge si mettono dove ci sono qualsiasi sagra del paese, chiuderebbero tutte le birrerie, perché da quello che posso capire con una birra da 0,40 tu sei positivo all'alcol. Questa è la legge. Anche secondo me, sono d'accordo col dottore, avrebbero dovuto fare prima alcune considerazioni e poi fare la legge, non adesso trovarsi. Il problema è grosso, perché io sento tante persone, soprattutto nell'area del Valdobbiadenese, tanto per dare un termine, che sono terrorizzate perché dicono: mi faccio uno spritz, vado fuori, mi ritirano la patente per 3 mesi. Come faccio ad andare a lavorare? Allora, io sono pienamente d'accordo sulla legge in linea di massima che limita questa guerra che c'è nelle strade con tutti questi morti che ormai sono una cosa impossibile. Avrei pensato che magari fino a 0,2 o 0,3, se uno lo trovi che non è ubriaco ma che ha bevuto, mandalo a fare un'attività di qualcosa per 3 mesi da qualche parte, non dico volontariato, comunque fagli fare qualcosa di pesante, anche se vuoi, ma ritirare la patente a un lavoratore diventa una cosa molto molto difficile. Poi per chi ha veramente superato il limite, chiaro, lì si va giù pesanti. E questo poi io non so come fare, perché tutti dicono la sua, ma il problema dell'alcol esiste da noi ed è importantissimo. Il problema è molto alto, è molto alto, è molto sentito. Dottor Guidarini, allora un cioccolatino si può fare, come dice il nostro Sebastiano? Sebastiano dice: io non ci credo che mangiare un cioccolatino vai fuori. Cosa ne pensa? Cosa dice lei, dottore? No, sono perfettamente d'accordo con Sebastiano, col signor Sebastiano. Cioè, ci vuole una certa gradualità e una certa, diciamo, adeguatezza. Cesare Beccaria diceva pene certe ed adeguate. Allora, se un cioccolatino o 2 cioccolatini, 2 Moncherry, se al signore gli hanno ritirato la patente, ha fatto l'esempio, che io l'ho sentito anche altri di pazienti, perché avevano mangiato 1 o 2 Moncherry, gli hanno comunque tolto la patente, e d'altronde esiste questo. Poi sono d'accordo, un ubriaco chiaramente gli va ritirata la patente, e va anche tenuto all'estero, ad esempio in America. Se un ragazzo giovane viene trovato con l'alcolemia 2, lo tengono in prigione senza macchiargli la fedina penale, e i genitori vanno a ringraziare gli agenti perché gli hanno salvato il figliolo. Meglio un figliolo in prigione per una notte che dentro una cassa da morto, non so se mi spiego. Certo. E quindi, però ci vuole la gradualità, non si può fare, diciamo, la caccia alle streghe. Se uno ha bevuto anche un bicchiere di vino o 2, ora con un bicchiere di vino una persona adulta, soprattutto se ha mangiato, non arriva a 0,5, però se ne prende 2 sì, può superarle. Quindi bisogna educare
ma l'alcolemia io la farei anche in alcune amministrazioni, in alcuni uffici tecnici, perché secondo me sono molto al di sopra dei 2 grammi litro, perché quando tengono un segnale di pericolo generico, dove l'unico pericolo è il palo, e ci sono massi di fiori perché all'esterno, messo all'esterno della curva, e ci si è ammazzata già una persona, ho le fotografie che le presenterò al Verona Bike Expo, alla conferenza, c'è un paletto vicino a Forlì, in provincia di Bologna, anzi, vicino a Imola, dove ci si è ammazzato un motociclista, è 4 anni che è lì, col masso di fiori, e aspettano che ci sia un altro morto per togliere quel segnale che non serve a niente. Allora in Italia, e tutti lo sapranno, o per ostacoli fissi, tombini di cemento, muretti, c'è il morto e si lascia lì il tombino di cemento. Non si capisce che gli incidenti vanno analizzati in cause di incidenti e cause di lesioni. Le cause di lesioni sono le infrastrutture, sono gli ostacoli fissi e anche gli ostacoli mobili, ovviamente le autovetture che ti vengono incontro, ma su quelle il traffico si può limitare, si può fare le strade a 4 corsie, ma gli ostacoli fissi, soprattutto in traiettoria di fuga, quello che per i piloti è uno spazio di fuga sacro, è quello salvavita, ecco, mettere degli ostacoli fissi inutili all'esterno delle curve, e ce ne sono una miriade, sono quelli che uccidono e che fanno gran parte di questi 3.100 morti. Bisogna fare l'alcol test agli ingegneri, agli uffici tecnici di molte amministrazioni. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha portato Patrizia Pisi, Remember, e poi lo commentiamo con lei. Remember our loved ones killed and seriously injured on the roads of the world. Those whose unfinished lives were lost far too soon. Lives tragically taken in totally avoidable collisions. Remember the first responders and emergency services who deal with the horrific aftermath of road crashes, often at great risk to themselves and with personal trauma. Remember all of the bereaved families who struggled to carry on following this sudden, violent and traumatic loss. Remember those who care for the many millions who sustain serious life-altering injury every year. And remember the survivors. Each person whose life has changed physically or psychologically following a traumatic crash. Because road trauma can affect any one of us, and we all deserve to be safe. Allora Patrizia Pisi, spieghiamo a quelli che non sanno le lingue, a quelli che non riescono a capire, anche se le immagini erano chiare, ecco, perché hai mandato questo video? Prego Patrizia. Allora questo video è vero in inglese, però si capisce molto bene il senso. È il video che noi abbiamo usato quest'anno, nel 2024, per ricordare nella giornata in memoria di tutte le vittime della strada, che si svolge la terza domenica di novembre di ogni anno, non il 15, il 16, ma ogni anno è la terza domenica di novembre. Quest'anno abbiamo usato questo video per far riflettere tutte le persone, per i pedoni, per i ciclisti, per i motociclisti, ma soprattutto anche per queste vittime che muoiono sulla strada per cause degli altri, per chi beve e non rispetta le regole, per chi si droga e non rispetta le regole. Quindi è stata una giornata molto importante, per noi è una giornata importantissima, perché anch'io 17 anni fa ho perso un ragazzo di 17 anni per colpa di un ubriaco che ha voluto andare per strada per la città di Verona ai 130 km all'ora. Mio figlio era sul marciapiede, stava salutando un amico e lui l'ha affacciato per la sua velocità. Quindi anche le strade di Verona sono piene di fiori, ma non solo di motociclisti, ma proprio di tante persone che muoiono sulla strada e muoiono per le case altrui. È vero che muoiono anche per i tombini, per queste strade che non vengono manutentate, ma soprattutto le nostre morti sono proprio per la distrazione degli altri, perché ci sono persone che non vogliono rispettare le regole. Adesso questo codice della strada che è tanto discusso, ma insomma voglio dire non è cambiato niente.
Dobbiamo metterci alla guida senza aver bevuto e senza essere sdrogati. È così difficile? L'abbiamo fatto sempre. Se una sera si esce in compagnia, quella persona non beve e gli altri bevono, ma non bisogna bere per ubriacarsi, perché guardate che lo 0,8 nel sangue è tanto, è veramente un livello alto. Quindi voglio dire, cerchiamo di, quando ci mettiamo alla guida, di fare quello che ci hanno insegnato. Ci mettiamo alla guida e facciamo una cosa sola, guidiamo. Perché le nostre vite, ci siamo tutti sulla strada, ci siamo noi, ci siamo i pedoni, ci sono i motociclisti, che sono le persone fragili sulla strada, perché fra i pedoni, i ciclisti e i motociclisti sono le persone più fragili. Quindi cerchiamo di riflettere quando ci mettiamo in macchina e pensiamo a una cosa sola, guidare e basta. Poi il codice della strada, certo, va rispettato, perché le regole vanno rispettate e a noi ce l'hanno insegnato dall'inizio, dalle elementari. Se non studi ti do una nota. Ecco, la nota è che bisogna rispettare le regole, Mirella, io lo dirò fino che avrò voce, perché purtroppo appena c'è qualcosa di diverso, tutti contro questa legge. Ma Cristo Dio, abbiamo fatto una legge, cerchiamo di rispettarla, vabbè, ci saranno dei limiti, magari ci saranno delle sanzioni più pesanti, ma appunto non prendiamo le sanzioni e non mettiamoci alla guida ubriachi. Voglio dire, beve il tuo amico, tu non bevi. Dov'è? Non è cambiato niente. E sinceramente il cioccolatino, sono d'accordo con il nostro caro amico che ci ha telefonato. Esatto, sono d'accordo con Sebastiano. Diciamoci la verità. Non che ho mangiato un cioccolatino e sono uscito dai limiti, non è possibile. I cioccolatini insomma non sono così, non hanno un tasso così alcolemico, chissà che cosa ha bevuto prima. Ecco, diciamoci la verità. E do la colpa al cioccolatino. È come quello che va al ristorante che dice ho pagato tanto, ho mangiato una pizza, una pasta, però non dice quello che ha bevuto e la bottiglia che ha ordinato. Allora, dottor Guidarini, quello che però non riusciamo a capire è perché noi non riusciamo ad avere le regole. Ecco, noi le regole non vanno bene, qualunque regola sia, perché non la accettiamo. Eppure la regola salva la vita, la regola ti impone anche a concentrarti, a riflettere. La macchina o la moto sono bombe a orologeria. Sì. Ecco, anche questi ragazzi, dottor Guidarini, che si prendono queste moto e non sanno guidare, perché veramente io ho avuto anche Gigi Pirollo, dice forse dovrebbero imparare a guidare meglio, non sanno guidare quando escono e danno la patente. Cosa dice, dottor Guidarini? Perché poi arrivano da lei quando si fanno male, se tutto va bene, o se no finiscono in sedia a rotelle. Prego. No, allora sono pienamente d'accordo con la signora Pisi, perché le regole vanno rispettate. C'è un concetto che è disciplina. Disciplina vuol dire vivere meglio tutti, quindi rispettare le regole vuol dire anche prima di tutto condividerle, cioè essere convinti che se te guidi devi guidare, non devi bere. Però appunto non bisogna essere troppo rigidi, ecco, questo non vorrei aver passato un messaggio sbagliato, non bisogna essere troppo rigidi, perché secondo me certe volte allontana i cittadini dalle istituzioni essere troppo, però bisogna essere rigidi. Anzi, io invito diciamo, le amministrazioni a fare più controlli per le strade. Le autovelox non vedono se sei ubriaco o no, e davanti all'autovelox, se passa uno ubriaco che conosce dove c'è l'autovelox, rallenta lì e poi va a 180 e uccide la gente. Quindi è importante che ci siano più pattuglie sulle strade, questa è vera prevenzione. E le pattuglie sono poche, perché sono pochi i fondi stanziati per polizia stradale, carabinieri e anche polizia locale. A me tante volte di notte mi hanno fermato, poche volte in realtà. Io sarei contento mi fermassero di più, sembra paradossale, perché non bevendo vedevo la faccia dei poliziotti. Una volta a Firenze, all'uscita di un locale, ero andato a ballare latinoamericano, ma io non avevo bevuto Coca-Cola per stare sveglio, e praticamente vidi la faccia del poliziotto che rimase quasi stupito che l'alcolemia era zero. E dici, guardi, perché lo zero è difficile trovare da noi, dottor Guidarini, questa è la verità, lo zero da noi è una cosa difficile. Piero da Schio, vai Piero. Però bisogna far passare. Cerco di essere sintetico per due cose. Ad esempio, io sono spesso in giro in macchina. Ieri mattina, che era ancora buio, ero a Vicenza in zona industriale
non hai idea di quanti monopattini, quante biciclette senza fanali giravano a destra e a sinistra, ti tagliavano la strada, una cosa vergognosa. E allora mi chiedo perché non fanno una legge che quando è su un monopattino o una bicicletta dalla fabbrica deve avere il fanale? E seconda cosa, quando fanno la scuola guida fanno fare 3.000 quiz su come funziona il motore, la frizione, che adesso neanche i meccanici sanno metterci le mani perché è tutto elettronico, che facciano più pratica sulle strade, scuola guida, tutto qua. Molto grazie anche delle segnalazioni, è proprio vero, è così, non c'è niente da fare. Ecco, c'è anche il car sharing, io vorrei sapere perché non lo mettono fuori delle zone industriali che forse verrebbero anche più utilizzate. Ecco, dovrebbe essere obbligatorio visto che c'è questa formula. Sì. Ecco che non sembra siamo ancora che pronti. Ecco, non siamo, giustamente Piero, non siamo ancora nel pronti. Nel senso, noi non siamo in una città tipo Milano. Qui per muoversi c'è bisogno della macchina ancora, non c'è una rete di trasporti dove uno va in discoteca, va al bar eccetera e poi prende l'autobus e va a casa. Qui siamo in un territorio dove purtroppo tutti hanno bisogno della macchina per spostarsi. Questo è il problema e quindi il problema è che la macchina è ancora troppo indispensabile, giustamente bisogna limitare le morti, io sono d'accordo con la signora, ci mancherebbe altro, anzi io credo, ho sentito anche tanti giovani che adesso si stanno anche abituando a dire quando andiamo via chi è che dei noi non beve, perché questo succede in Olanda, succede nei grandi paesi europei e quindi anche in Italia è giusto che quando i ragazzi vanno via adesso devono capire che uno non deve bere. Questo io l'ho capito anche con i ragazzi che ho sentito, no? Con gli adulti è più fatica, ok? Con gli adulti perché noi siamo un paese di bevitori, tutto qua. Arriveranno le prime multe, le prime stangate, la gente si abituerà, non c'è niente da fare. Perché quando gli tocchi il portafoglio, quando gli tocchi veramente, poi perché poi è un casino, quando ti ritirano la patente poi devi fare un casino, una multa. Non è così semplice dopo riprenderla, non è così riprendere la patente. E quindi vabbè, questo insegna, perché bisogna arrivare, anch'io sono d'accordo, allo zero quando si guida in macchina, però è una questione culturale che qui deve ancora... In altri paesi esiste, penso che tutti quanti dovremmo lo arrivare facciano. A questo, non c'è dubbio. Però noi siamo la terra del vino, tu capisci bene che è difficile. Abbiamo Romina in linea, vai Romina. Ciao Mirella, grazie e saluto tutti i tuoi ospiti. Allora, io condivido molto quello che tu hai detto, anche perché io ho perso appositamente un figlio per colpa di una persona alcolizzata. Questo codice stradale, avendo anch'io un'associazione formata sulle vittime della strada, e questo codice stradale è fatto più di sanzioni che di sensibilizzazioni. Io chiedo una cosa sola, perché alcune volte sento altre associazioni che parlano. Ma perché allora noi non siamo le prime associazioni a dare esempio, invece di firmare, di fare proteste sul codice stradale, non cerchiamo di unirci e di spiegare diversamente? Perché quando siamo in presenza diciamo che va bene sto codice, è giusto questo, però quando ci viene data la raccolta firme nel dire che è sbagliato siamo tutte le associazioni unite. Allora anche noi mandiamo un messaggio brutto, perché o diciamo sì, è giusto e bisogna metterlo in determinate maniere e lasciamo procedere, o altrimenti procediamo nella strada giusta, quella di protestare urlando, ma tutti uniti, non per ognuno per la sua strada, perché ognuno ha il suo dolore. E io sono la prima a dire che è giusto, ma come ha detto il dottore, bisogna non solo dare, prima educare e poi metti in pratica quello che è stato detto. Però ti ripeto, e lo dico oggi e lo dirò anche venerdì che sono in un'altra trasmissione, cerchiamo noi associazioni di non bloccare certe volte quello che viene messo in pratica dal codice stradale, perché io per prima mi do la colpa, perché io per prima sono una firmataria, come lei, anche l'associazione di Patrizia Pisi, cerchiamo di formare alcune cose, ma io sono d'accordo, allora diciamo tasso zero, punto. Sbagli, sono d'accordo col tuo ospite, vai a fare un servizio sociale,
vai su una famiglia che tu potevi essere un provocatore di incidenti e vai ad aiutare quella famiglia che magari il figlio è in carrozzina. Oppure vai all'estero, vai a imparare che come si guida e come ci si comporta all'estero. Ma io chiedo, allora, noi associazioni, da che parte stiamo? Molto chiaro, abbiamo sentito Romina fare unione, però sa benissimo Romina che l'unione fa la forza, ma qualcuno va ogni tanto per conto suo e non riesce a capire l'unione della squadra. Patrizia, cosa vuoi dire? Ma noi siamo tutti uniti, siamo sempre stati uniti come associazioni e abbiamo sempre combattuto, soprattutto per l'omicidio stradale. Noi ci trovavamo a Roma, io avevo fatto una rete su Facebook di 500 mamme e quindi ci siamo trovate nel 2013 tutti quanti a combattere perché purtroppo hanno ucciso i nostri figli e allora nella vecchia legge nel 2008 c'era la legge dell'omicidio colposo, quindi noi ci siamo riuniti tutti quanti a Roma nel 2013 e abbiamo combattuto per avere l'omicidio stradale, ce l'abbiamo fatta. Nel 2016 hanno firmato la legge dell'omicidio stradale, quindi noi associazioni delle vittime della strada siamo tutte uniti. Certo, c'è qualche associazione purtroppo che non viene con noi, ma Romina, l'importante è che noi siamo tutti d'accordo e combattiamo le stesse cose perché, ripeto, abbiamo tutti un unico dolore. Io rappresento, come Romina, rappresentiamo centinaia, migliaia di mamme che hanno perso un figlio, un marito, un parente sulla strada e quindi è giusto che tutti noi siamo uniti e tu lo sai Mirella perché noi abbiamo proprio l'associazione insieme con Abbracciamo le associazioni. Ti ringrazio anche di averla nominata perché appunto ci sono persone che hanno perso i loro figli, che si rimboccano le maniche anche per la raccolta firma dell'airbag obbligatorio ai motociclisti, che speriamo di riuscire ad arrivare anche in Europa, visto che qua in Italia anche con questa raccolta firme proprio dell'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada non è stata recepita perché si va da un'altra parte. Ecco, non si vuole ascoltare chi avrebbe le idee chiare e le idee chiare sono semplici, vuol dire sicurezza, la tecnologia permette questo, certo. Ma se non la applichiamo è inutile dirlo, l'ha detto anche il dottor Guidarini, se lasciamo il paletto là nonostante il morto, certo. Vuol dire che non hai capito niente, se abbiamo, certo. L'airbag ma non diventa obbligatorio, certo. Perché tanto io non lo metto, chi se ne frega, poi costa anche tanto perché pochi lo usano e non tutti lo possono prendere, io muoio secco nella strada e capisci che ci sarebbero tante cose da poter fare, ma si va sempre da un'altra parte e allora speriamo che l'Europa riesca a capire anche l'importanza della tecnologia. Dottor Guidarini. Sì, assolutamente d'accordo e oltretutto c'è da dire che le protezioni, quelli che salvano la vita, sono state sviluppate proprio dai piloti in pista, sembra strano ma i piloti sono prudenti, cioè poi quando vanno in pista sono in gara e amano la velocità, ma se ci fosse un paletto all'esterno di una curva della San Donato o dell'Arrabbiata 2 al Mugello, nessun pilota correrebbe, anche se gli dessero milioni di euro, non correrebbe perché conosce bene i rischi di un ostacolo fisso. Quindi sono assolutamente d'accordo anche con tutti i vostri ospiti, perché fra il dubbio alcolemia 0,5 e alcolemia 0, voto a favore di alcolemia 0 assolutamente, e quindi però ecco dico che certe volte è un escamotage questo per cercare di coinvolgere anche e sensibilizzare, come diceva giustamente l'interlocutrice per telefono, e coinvolgere la gente. Bisogna anche far vedere che lo Stato per primo dà il buon esempio. Se le amministrazioni, se le infrastrutture, se l'ANAS non si aggiornano con i guardrail, con i paletti all'esterno delle curve, quindi queste sono cause di lesioni, sono le vere cause dei morti sulle strade, oltre agli incidenti, agli scontri frontali. Ma se lo Stato è come se gli vendessero una macchina, un'autovettura, gliela fanno pagare 50.000 euro e non c'ha le cinture di sicurezza o l'airbag. A un certo punto, quando c'ha l'incidente, se ne accorge che non scoppia l'airbag, ci perde la vita, i familiari dicono porco cane, ma sta macchina pagata 50.000 euro l'ha aggiornata 50 anni fa. Non so se ho spiegato un concetto. Lo Stato per primo deve dare l'esempio e allora i cittadini seguono, poi quelli che non seguono vanno multati e anche, anzi io so per metterli dentro, uno che ha l'alcolemia 2 va messo dentro finché non la smaltisce e non deve circolare per la strada, anzi anche per ritirargli la patente, perché vuol dire che non ha capito il pericolo che sta provocando per se stesso e per gli altri. Io quando facevo il 118 troppe volte
troppe volte, a me non mi è morto nessuno in famiglia, ma tante volte sono dovuto andare a sedare i genitori del ragazzo di 18 anni che gli era morto contro un lampione messo all'esterno della curva, oppure anche contro il pedone investito, e quindi ecco, è come se mi fosse morto 2 o 3 figlioli, perché si chiama solidarietà, che secondo me è uno dei più bei sentimenti dell'essere umano. Quindi io come medico, come traumatologo, mi sento proprio di divulgare quel know-how che ho recepito sia come pilota che come medico traumatologo, non per dire io so io e so tutto io, ma solo per cercare di dare qualche indicazione con tutta l'umiltà possibile e immaginabile per salvare delle vite. Adesso l'indicazione di dare la parola a Livio da Padova. Ciao Livio, scusa se ti ho fatto aspettare, siete in tanti questa mattina, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto a tutti. Dunque, oltre al codice della strada che bisogna rispettare, c'è anche il codice del buon senso. Il codice della strada non può prevedere tutto, anzi prevede una minima parte delle cose. Ci vuole il buon senso, perché anche rispettando il codice della strada, ma poi ci sono migliaia di cose che abbisognano del buon senso. Perché se manca anche quello si uccide qualcuno o ci si può uccidere. Ecco, e questo è che è l'importante. Per esempio anche il fatto di andare via con le biciclette senza fanali, anche lì ci vuole buon senso, perché si può investire qualcuno, perché si possono creare degli incidenti, per fare un esempio. È questo che manca. Io per esempio, per fare un piccolo esempio e dopo vi lascio, io abito in una strada molto stretta, è un senso unico. Dalla sinistra si può girare per venire nella mia strada. Lì si dovrebbe andare a 5 km all'ora. Non vedo una macchina che vada a questa velocità. Vanno tutti minimo a 30 all'ora in una curva stretta. E quello è un suicidio. Possono uccidere qualcuno, un cane che attraversa, un anziano, un bambino. Ecco, questo vi dico questo. Grazie. Grazie a te caro Livio, e hai ragione, nessuno rispetta le regole. Guardate cosa succede per le strade, tutti attraversano, sono le strisce pedonali, attraversano dove vogliono, si buttano, è un disastro totale, passano con rosso. Andate a vedere alla stazione di Treviso quando arrivano tutti questi ragazzi e non studenti, solo, tutti che passano con rosso, cosa se ne frega, come dice Livio, vedi che è pericoloso, vai piano, niente, si arriva forte. Quando mai impareremo? Siamo un popolo senza regole, questa è la verità, siamo un popolo senza regole, mentre quella che cerca di fare regole è anche Patrizia Pisi. Andiamo a vedere Strada Amica, prima parte. Queste serate ce ne dovrebbero essere tantissime, proprio per portare le nostre testimonianze e il nostro dolore a chi purtroppo non lo capisce. Sono stata molto stupita di quello che ho visto, mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto Antonio Fiadelli, però io vorrei spezzare una spada verso questo che ha detto lei. Mi permetta di dirle questo: noi perdiamo un figlio. Io ho perso un figlio 16 anni fa per colpa di un ubriaco che in città a Verona, io sono di Verona, faceva 130 km all'ora e mio figlio era su un marciapiede. Era ubriaco, viaggiava a folle velocità e me l'ha falciato. Mio figlio è durato 2 giorni, oggi sono 16 anni del ricordo di mio figlio e sono veramente molto emozionata oggi di parlare con voi. Però vorrei dirle questo: noi familiari che ci troviamo, come tantissima gente, perché io stasera vi porto anche i saluti della mia associazione, di centinaia di mamme che come noi vorrebbero giustizia ma non l'hanno avuta. Allora io le spiego una cosa: quando succede un incidente stradale, che tu saluti tuo figlio o tua figlia alle 7 della sera, come è successo a me, le dici vieni a casa presto perché domani devi giocare a calcio. Va bene mamma, non preoccuparti. Gli messaggi, io devo averli messaggiato 10 minuti prima di questo incidente.
E poi arriva una telefonata dove ti dicono che tuo figlio è stato coinvolto in un incidente stradale e devi andare al pronto soccorso. Da lì è successa tutta la mia tragedia, perché da lì non ti trovi più un figlio, ti trovi una tavola che io non apparecchiavo più per 3 persone perché era il mio unico figlio, ma ne apparecchiavo per 2 e quindi ti smarrisci, non capisci più niente. È come se uno tsunami entrasse in casa tua e ti spaccasse tutto, perché non sai se sei una mamma, se sei una moglie e perché tu resti su questa terra e lui a 17 anni se ne va per colpa di una persona che ha guidato in maniera scorretta ed era ubriaco 4 volte e mezzo. Quindi in questo momento, nel momento proprio della follia totale che hai, dello smarrimento, ti appoggi alla giustizia, perché ce l'hanno insegnato da piccoli. Da piccoli, se tu facevi qualcosa a scuola ti davano una punizione, la mamma lo stesso, ma giustamente se una persona uccide sulla strada non vedo che differenza c'è se la uccide volontariamente, perché secondo me una persona che guida in stato di ubriachezza 4 volte e mezzo è volontario di quello che fa. Però adesso abbiamo visto un video che io lo porto nelle scuole, questo video grazie a Mirella che me l'ha girato mesi fa e veramente dà i suoi effetti, davvero, è molto impattante per i ragazzi. Allora, intanto ti ringrazio Patrizia Pisi, abbiamo ricordato questo convegno importante che le associazioni, Abbracciano le associazioni, hanno fatto all'ippodromo di Treviso, dove c'erano tante persone competenti, le forze dell'ordine, c'era la psicologa del traffico, avevamo di tutto e di più. Ma soprattutto io devo complimentarmi con Patrizia per la pacatezza con la quale sta spiegando e sta vivendo questo dolore che non passerà mai. Giustamente è entrato un tsunami nella sua vita, eppure nonostante questo si rimbocca le maniche, cerca di dare un contributo, cerca veramente di unire. Ecco, lei aveva l'associazione ma capisce l'importanza di far parte anche di un'altra associazione che siamo noi, appunto formata, ognuno con la sua associazione ma assieme, però qualcuno non riesce a capirlo, poi se ne va da una propria parte perché la visibilità regna sovrana in qualcuno, invece questa non dovrebbe essere, soprattutto capire che vale la pena di combattere assieme. Prego Patrizia. Sì, grazie che hai ricordato questo bellissimo momento che abbiamo avuto. Io sono molto contenta, ti ringrazio sempre per avermi fatto entrare dentro questa meravigliosa, cosa posso dire, in questa meravigliosa associazione delle associazioni che abbracciano le associazioni. Siamo tutti insieme, ognuno con la sua associazione, col suo dolore, con le sue, insomma è bellissima, è una sensazione meravigliosa perché ci sentiamo tutti uniti ed uniti siamo più forti, perché comunque essendo uniti ho sempre avuto questa, cosa posso dirti, questa cosa di unirmi con le mamme. Quello che io sentivo, io ero sola, io non ho fratelli, non ho sorelle, non ho famiglia perché purtroppo ho perso i miei genitori giovane e quindi per me le mamme della mia associazione, ma tutte le mamme che ho conosciuto in tutti questi anni, questi 17 anni, sono delle sorelle nel dolore, io le chiamo le sorelle nel dolore e insieme, io dico sempre alle mie mamme, ci prendiamo le mani e camminiamo insieme, perché condividere il dolore è sempre più, cosa posso dirti, è meno doloroso, perché ti senti capita, ti senti che guardando in faccia un'altra mamma che ha avuto un dolore come il tuo ti capisce, sa che cosa stai passando e per me guarda è un'emozione grandissima aver visto questo video innanzitutto, ma ti ripeto, non vedo l'ora di vederti domenica e di riabbracciarti Mirella e di riabbracciare tutti quelli che purtroppo non ho potuto vedere sabato scorso perché purtroppo non stavo bene. Ma non ti preoccupare, ci siamo riuniti, siamo più forti che mai, questo fa molto piacere perché finalmente si capisce l'importanza della squadra. Dottor Guidarini, io domenica porterò anche Fulvio Marotto, questo uomo che nonostante questa grave disabilità, lui è senza mani e senza gambe, è l'unico al mondo che ha la patente di moto e guida la moto. Questo uomo che come Patrizia non si dà per vinto, io non devo rimanere in
in sedia a rotelle. Io no, assolutamente, la mia vita non deve finire così, mesi e mesi di ospedali, di traumi. Alla fine questo cervello ha detto alzati e lui si è alzato. Quanto importante è credere in te stesso nonostante questo grave problema che ti è capitato dalla sera alla mattina, non sei più tu, non sai chi sei, cosa fai, ecco, non voglio la sedia a rotelle, io devo alzarmi. Quanto importante è credere in se stessi, dottor Guidarini, nonostante anche questi traumi incredibili? Sicuramente è molto importante perché parallelamente alla medicina, allo sviluppo della medicina, delle tecniche anche protesiche, c'è sempre alla base una forza di volontà. Questo si vede da qualsiasi malattia seria, dai tumori alle menomazioni in traumatologia. Uno deve crederci e quando ci crede chiaramente innanzitutto si dà da fare e contatta i migliori specialisti d'Italia, che quindi dire i migliori specialisti d'Italia vuol dire i migliori specialisti del mondo. Abbiamo delle eccellenze anche nella protesica e questo serve anche poi per migliorare la qualità della vita, perché quando c'è un umore positivo ci credi, quindi vedi il recupero davanti agli occhi anche quando ancora non ce l'hai, magari sai che comporta tanta fatica, tanta riabilitazione, tanta fisioterapia, però se ci credi innanzitutto passi meglio emotivamente quel periodo in cui fai la riabilitazione e poi ottieni risultati migliori. Questo si vede nella strada, si vede nei piloti, si vede negli atleti che hanno subito un trauma in qualsiasi campo. Io vorrei anche dire che sono d'accordissimo con Patrizia, scusa, posso chiamarla per nome? Ci mancherebbe. Esatto, con Patrizia bisogna essere uniti, è una cosa fondamentale e se venisse al Verona Bike Expo ci farebbe piacere perché fra i nostri relatori abbiamo anche appunto Graziella Viviano che ha perso una figlia con la moto sulla strada e quindi storie analoghe. Noi vogliamo portare avanti questa voce, ci farebbe piacere veramente continuare poi questa battaglia con persone che hanno avuto un dramma in famiglia e che possono quindi testimoniare con convinzione questo fatto, questa battaglia. In Italia purtroppo spesso si vive sull'emotività istantanea e quando si spengono i riflettori, soprattutto i politici, non danno più peso al problema. Questo è un problema che invece esiste in continuazione. Chi ha perso un figliolo o una figliola lo sa benissimo perché l'accompagna tutta la vita e allora bisogna sensibilizzare sia gli utenti della strada, sia quelli che guidano con l'alcolemia a due, sia anche gli amministratori. Allora, dottor Guidarini, siccome devo correre perché il tempo purtroppo è tiranno e siamo in chiusura, ricordiamo anche questo convegno importantissimo dove noi saremo presenti con una delegazione delle associazioni, abbracciano l'associazione, ci sarà anche Patrizia Pisi, come ha sentito, che fa parte di questa associazione. Ecco, ripeta dove, quando, come. Allora, saremo al Verona Bike Expo, Motorbike Expo di Verona, Sala Rossini, domenica 26 gennaio dalle 14 alle 17, 16:30, 17. Ecco, ha fatto bene a ricordarlo perché sarà un evento molto importante dove veramente si parlerà. È una bellissima fiera, ecco, è una bellissima di fiera sicurezza, di nuova tecnologia, si parlerà di tutto. Esatto, Fasan, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Ma io ringrazio anch'io Patrizia soprattutto, se vuoi, per la sua testimonianza e credo che far parte, appunto, come lo sta facendo lei, di questo movimento, di un gruppo anche di mutuo aiuto che sono nati da noi negli ultimi anni, aiuta molto queste famiglie a superare questo problema, ma non solo a superare, ma anche a lottare per arrivare ad una giustizia poi che loro sono, come abbiamo detto prima, solo da parte del volontariato può venire fuori qualcosa di utile da parte dei nostri politici. Quindi l'abbraccio mi ha fatto venire il pelo d'oca la sua storia e penso che tutti quanti, chi ha figli, lo può capire. Grazie anche, veramente grazie a Angelo Pietro Fasan, già educatore all'ULSS, area disabilità. Patrizia Pisi, come ci saluti? Che messaggio vuoi lasciare? Prego. Grazie, io vi abbraccio tutti, sicuramente sarò domenica con voi perché conosco benissimo Graziella Viviano, abbiamo fatto tante battaglie insieme, ci siamo ritrovate un anno e mezzo fa
proprio al Ministero delle Infrastrutture e insieme abbiamo fatto tanto, veramente. Marco, io sono contenta che mi dai del tu, ti do del tu anch'io e ci vedremo sicuramente domenica insieme alle associazioni a braccia. Tutte le associazioni abbracciano le associazioni. E noi continueremo a raccogliere anche le firme per l'airbag obbligatorio. Patrizia ci ha sempre dato una mano, riusciremo a farlo anche a Verona, adesso deciderà lei come e quando, ma faremo anche questo, continueremo. L'importante è capire che l'unione fa la forza. Guardate che dividendosi, ognuno col proprio orticello non si va da nessuna parte, hai un momento di visibilità, ma poi finisce tutto là, mentre la squadra è vincente su tutto e qua non ci sono dubbi. Prego, dottor Guidarini, come ci saluta? Anch'io un saluto con la speranza di unire diciamo tutto questa empatia, anche questa intesa di unione, questa unione di intese, scusate, per ottenere dei risultati concreti. In Italia siamo gli ultimi in Europa e dobbiamo unirsi per pretendere una sicurezza sulle strade, per il pedone, per il ciclista, per il motociclista e per l'automobilista. Quindi ben venga l'unione, siamo veramente convinti che unendoci otterremo dei risultati, quindi ben vengano tutti quelli che hanno know-how scientifico e anche purtroppo un passato di vittime in famiglia. Grazie al dottor Marco Guidarini, presidente Associazione Motociclisti Incolumi, di essere stato collegato con noi, di aver portato il suo supporto. Grazie a tutti gli altri ospiti. Pubblicità. Evidentemente qualcuno fuori dal Consiglio Comunale cerca di destabilizzare. L'importante è che se qualcuno se la deve prendere, se la prenda con il sindaco, ma non venga danneggiata l'immagine di una città soltanto per motivi politici. Di rientro da Vilnius, Mario Conte non poteva essere più chiaro. Qualcuno sta tentando di avvelenare i pozzi a Casugana con il tema della sicurezza che fa da detonatore e non potrebbe essere altrimenti dopo la nota del ministro alla giustizia Carlo Nordio che, incontrando i vertici di Fratelli d'Italia, cittadini e provinciali, ha parlato di una Treviso poco sicura dove la gente ha paura di passeggiare in centro. Apriti cielo, dopo la diplomazia delle prime ore, Conte passa all'attacco. Oggi, oltre ai proclami, gli chiediamo di mettersi ancora una volta accanto agli amministratori portando concretamente delle soluzioni. Quindi fermare l'immigrazione clandestina, mettere in campo delle regole che siano rispettate da tutti con la certezza della pena e soprattutto incrementare il personale delle forze dell'ordine nei nostri territori. Il resto sono tutte chiare. Ma lo sfogo non finisce qui. Lo stesso primo cittadino accelera l'incontro con un altro ministro, quello dell'interno. La differenza tra chi fa l'amministratore e chi fa politica è che chi fa politica cerca di scaricare le proprie responsabilità sugli amministratori. Gli amministratori si rimboccano le maniche e lavorano, tant'è che domani molto probabilmente cercherò di incontrare anche il ministro Piantedosi, perché per noi la priorità è ripristinare la sicurezza nella nostra città. Nel dibattito innescato da Nordio entra a gamba tesa in mattinata lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Nordio ha perfettamente ragione, c'è stato un troppo lassismo. Io ho sempre detto baionetta in bocca e questo è l'ordine che io davo ai miei tempi e quindi chi sbagliava doveva pagare immediatamente. Quanto ha detto Gentilini è esattamente ciò che penso io. C'è da dire che rispetto a 20 anni fa è cambiato il tessuto sociale della nostra città. Quando Gentilini era sindaco. Insomma, altri tempi, ribatte Conte, ben sapendo che quelli attuali sono segnati da elezioni regionali e dopo Zaia, famelici, impreparati, perdenti, la descrizione dei meloniani attribuita allo stesso Conte dal quotidiano Il Foglio, giudicata quantomeno offensiva in studio a Ring da Claudio Borgia, presidente trevigiano di Fratelli d'Italia. Evidentemente Claudio Borgia racconta qualche bugia. Tra l'altro proprio il segretario provinciale Claudio Borgia era stato tempestivamente informato dell'accaduto dal sottoscritto, con il quale mi ero chiarito, gli avevo trasmesso in copia anche la smentita
e quindi mi sembra francamente una grande arrampicata negli specchi, però non mi interessa, cioè io non devo scusarmi di cose che non ho detto. Non è mia intenzione alimentare nessuna polemica politica con gli alleati. Noi attendavamo una smentita pubblica da parte del sindaco Mario Conte. Prendiamo atto che sono arrivate oggi e adesso, visto che tutti siamo amministratori locali, possiamo tornare ad occuparci dei problemi reali dei cittadini. Allora io ringrazio veramente l'avvocato Luigi Fadalti, grazie avvocato, è un piacere rivederla, la ringrazio veramente perché voi non avete idea di quanto l'avvocato Fadalti ami il centro storico, ami Treviso. E io mi permetto sempre di dire, avvocato Fadalti, che io vedo Treviso sicura, io non ho paura di uscire, forse sono io che sono strana, però non penso che dei ragazzini o qualcuno veramente tenga in pugno la città. È vero che dobbiamo stare attenti, parla una che è stata assalita da 7 ragazzini in centro storico alle 15, mi hanno anche tagliato il braccio, perciò so quello che dico. Però ecco, la paura vige, dividi e ti impera, forse questo sta facendo la politica. Per lei una città sicura, Treviso, centro storico, passeggiare, uscire dal lavoro, cosa ci dice avvocato? Io rimango dell'opinione che Treviso sia una città sicura. Certamente ci sono dei problemi che in passato noi non avvertivamo, che si sono creati ora, anche per un mutamento della realtà sociale. L'unica cosa che ritengo doveroso fare da parte delle autorità sia illuminare la città, evitare che ci siano luoghi oscuri e sia dare un segno della presenza di chi rappresenta l'ordine, perdonatemi il gioco di parole. È sufficiente una divisa e un'auto di istituto. Certamente un tasso di devianza nelle società civili è inevitabile, ma per evitare che la downtown si trasformi in un ghetto abbandonato e dimenticato, bisogna dare vita alla città. Molte grazie avvocato e la ringrazio per essere anche di supporto a quello che dico, anche perché basta andare a pochi chilometri di distanza da Treviso, cito Mestre ad esempio, dove io ci vado, e credetemi non è così come a Treviso. Però qualcuno dice ci vuole il pugno di ferro, bisogna combattere, bisogna avere più pattuglie, più agenti, bisognerebbe che la legge sia più chiara, più pene severe. Lei se ne intende, avvocato, cosa vuole dire? Io dico che sono luoghi comuni. Io voglio ricordare che i detenuti in Italia sono circa 60.000, più quelli che sono domiciliari, più altre misure alternative e limiti di diverso genere. E percentualmente abbiamo grosso modo una persona ristretta in forme diverse ogni 1000 cittadini. È una percentuale elevata. Le pene non devono essere severe, devono essere giuste e soprattutto, ricordando il movimento secolare di Beccaria, devono essere celeri. Il problema vero sono i tempi della giustizia, non che la giustizia sia inefficiente. Sono due realtà diverse. Sono due realtà diverse, però il cittadino è stanco. Io dico sempre che stiamo veramente coi fucili puntati a quelli che arrivano, quei barconi che non hanno neanche gli occhi da piangere, e poi abbiamo le bande dell'est che arrivano indisturbate, mettono a fuoco e fiamme i paesi e se ne vanno tranquillamente. Ecco, c'è questa percezione. Io l'ho detto a un politico, ero a Focus col direttore Bacciali che mi ha invitato, e l'ho detto a Marcato della Lega: forse non guardate questi perché questi vi sparano in bocca, avete paura di guardarli questi, di andarli a controllare, di fermare, perché non sono di sicuro inermi. Ma cos'è la certezza della pena? Perché non arriva la certezza della pena, o ci sarebbe la certezza della pena, avvocato Fadalti? Ci spieghi un pochino, perché tutti ne parlano ma non abbiamo capito ancora niente. Prego. Ma perché, come ho detto prima, sono dei luoghi comuni. Cosa si intende per certezza della pena? Viene commesso un fatto di reato,
viene accertato il responsabile e questi viene condannato alla pena prevista dalla legge. Questa è la certezza della pena. Ma come dicevo prima, l'esigenza primaria è che la sanzione intervenga entro limiti ragionevoli rispetto alla commissione dei reati, non come purtroppo accade sovente per una molteplicità di cause a grande distanza di tempo. Però quando io sento dire in Italia l'arrestano, l'omicida il giorno dopo è fuori, è falso, è puramente e semplicemente falso. Lei poi adesso poneva due questioni che sono oggettivamente diverse. La prima, quella dei migranti economici, la seconda, quella delle bande che provengono dall'estero. Premesso che a mio avviso è irriguardoso sottovalutare la capacità delle nostre forze dell'ordine, che in realtà sono molto più efficienti ed attente di quanto non si voglia ritenere. Come dicevo, sono situazioni completamente diverse. Per la prima parte noi abbiamo un territorio estremamente frastagliato e che si presta più degli altri paesi vicini all'arrivo dei cosiddetti barconi. E comunque abbiamo delle esigenze di civiltà che certamente non ci consentono di lasciar morire la gente in mare. Per il secondo aspetto, quello sì è un problema di polizia. Certamente in qualche modo è stato agevolato da Schengen e dall'apertura delle frontiere, ma sono, come dicevo prima, realtà che sono completamente diverse e richiedono la prima una risposta politica, la seconda invece una risposta di carattere di polizia e di ordine pubblico. Un'altra cosa volevo chiederle, Avvocato Fadalti, e grazie per la precisa, proprio quello che riesce a spiegare molto bene, perché sa, a casa sono anche diversamente giovani, devono capire, sono due cose diverse, io le spiego, state attenti, queste forze dell'ordine che fanno il massimo, anche se sono in poche, però devo dire la verità che quando non si può dare torto, quello riescono a fare, quelli sono i numeri che hanno. Però questi processi anche molto lunghi, ecco, questi processi che non finiscono mai, ecco, chi vive queste situazioni sono veramente delle famiglie che escono distrutte, familiari distrutti, per loro non va mai bene. Cosa c'è che non va, Avvocato? Cosa ci dice? È un problema prevalentemente di procedure che vanno semplificate e in parte con le recenti riforme ci si orienta in questo senso. Voglio dire, per essere equilibrato nella valutazione, che il processo stesso, come diceva Cannelutti, è una pena e questo lo è tanto per chi è danneggiato da un fatto avente caratteristiche di reato, tanto per chi viene portato a giudizio magari innocente. Ma l'esigenza principale è quella di semplificare i riti e non è un problema di garanzie, perché le garanzie vanno comunque assicurate, è una questione di semplificare le modalità dell'accertamento dei reati e di tutto quello che ne segue. Abbiamo Maria da Montebelluna, pronto? Bene, male, grazie Mirella. Ascolta, io vorrei fare una richiesta, chiedere un'informazione. Adesso siamo io sono qui ospite della casa di riposo di Montebelluna, Umberto I, del villaggio protetto. Il problema che ti pongo è questo: noi avevamo il medico reperibile, improvvisamente adesso siamo rimasti senza medico. Ma è possibile, qui nel villaggio protetto? Cara Maria. Non abbiamo più medico reperibile. Cara Maria, mi informerò, Maria, poi ti farò sapere cosa risponderanno, perché è giusto dare risposte a queste persone che chiamano Sveglia Veneti tutti i giorni, non parlare i messaggi che mi arrivano, e penso che l'ascolto sia da parte mia doveroso, perciò mi informerò, Maria, poi ti farò sapere, lascia il numero. Allora, Avvocato Fadalti, tornando anche a quella che è la sicurezza, questi ragazzini che ne fanno di tutti i colori, ecco, come li vede? Come vede lei la situazione? Perché sono riusciti ad avere in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, l'opinione pubblica, e se volevano attirare l'attenzione ci sono riusciti. Ecco, secondo lei anche questi minori sono molto tutelati? Qualcuno dice non è giusto,
sono minori, anche loro dovrebbero pagare i genitori. Com'è la situazione da un punto di vista legale, avvocato Fadalti? Allora, i minorenni, se commettono reati, hanno un trattamento diverso rispetto ai maggiorenni, comprensibilmente diverso rispetto ai maggiorenni. A me pare che però qui il problema primario risieda nelle famiglie e nell'educazione. Dico che parlo con cognizione di causa perché ho una figlia adolescente e quindi vivo quotidianamente l'esperienza della vita di classe e dei coetanei. Devo dire, non voglio fare citazioni, Viviane, ma alla scuola frequentata concretamente, ma che la reazione degli istituti scolastici, per quello che io ho visto, è inadeguata. Ora, non credo che a fronte di comportamenti disdicevoli si debbano applicare sanzioni esemplari, ma non credo neppure che non si debba applicare nessuna sanzione. Cioè il pietismo non paga, che è una cosa diversa dal giustizialismo. Sono valutazioni completamente diverse, ma l'essere pietosi significa essere anche ingiusti. Ma a mio avviso, ripeto, il problema fondamentale sta nelle famiglie e nella scuola. Aggiungiamoci l'effetto dirompente dei vari social, fenomeni di imitazione. Non nascondiamocelo anche un mutamento profondo del tessuto sociale, dove abbiamo persone anche di non prima generazione che vengono da esperienze in realtà molto diverse e culture molto diverse. Però io posso dire, per cui sei ancora con cognizione di causa, che io vedo moltissimi giovani che pure hanno storie diverse dall'Italia, che si inseriscono bene, studiano e si applicano. Per converso devo anche dire che attraversando la città mi capita di vedere capannelli di giovani che invece questo tipo di integrazione la rifiutano. Avvocato, quando lei va a trovare queste persone dentro i carceri, soprattutto queste carceri che sono piene, strapiene, ho avuto anche il direttore Quagliotto ospite, anche lui dice è molto perplesso su quella che è poi la rieducazione, bisogna vedere. Il problema è anche a cosa offre la società nel momento che questi ragazzi, queste persone escono, perché là è il problema grande. Io posso arrivare fin là, però dopo, se non c'è qualcuno che mi prende per mano, cosa faccio? Ecco, secondo lei non ci dovrebbe essere anche un dopo carcere? Queste associazioni di volontariato che tutti si vantano di avere, specialmente qui nel Veneto eravamo ai primi posti, adesso siamo al 18° posto perché il volontariato deve uscire col commercialista e pagare per fare il volontariato, perciò anche qua è tutto da discutere. Ma secondo lei non sarebbe più da coinvolgere anche le associazioni di volontariato in un'educazione civica e un percorso diverso? Non è che raccogliendo i pomodori o portando la borsa della spesa o la vecchietta a spasso riesci a fare un percorso educativo, bisogna vedere la persona. Ecco, lei che persone vede? C'è voglia di cambiare percorso, ma poi quando esco cosa trovo? Cos'è che vede? Cos'è che vorrebbe dire alla politica, avvocato Fadalti? La questione qui è molto semplice. La pena costituzionalmente deve mirare alla rieducazione della persona, ma per rieducarla ci vogliono ambienti che siano adeguati e persone che siano non solo preparate, ma poste anche nella condizione di svolgere il proprio lavoro. Così non è, perché le carceri sono sovraffollate, perché la cosiddetta rieducazione per carenza di mezzi e di uomini non può essere fatta, perché in molti casi per chi esce dal carcere e ha espiato la propria pena non ha nulla al di fuori di esso. È un problema sociale rilevante, indubbiamente molto, molto rilevante. Io posso dire che così come ho visto molti recidivare e quindi non abbandonare la pessima strada che avevano imboccato, ho anche visto molti cambiare radicalmente vita. Avete capito che c'è un 50 e un 50, bisogna dare l'opportunità
bisogna accogliere, ma soprattutto anche gli strumenti che grazie alla tecnologia, questa grande tecnologia che abbiamo, penso ad esempio il braccialetto elettronico, ecco, le forze dell'ordine con il taser, ma c'è e non c'è. Lei come vede questi strumenti, avvocato? Il braccialetto elettronico alla prova dei fatti si rivela, pur tutti i limiti derivanti dalla scarsa disponibilità del mezzo, si è rivelato uno strumento efficace ed efficiente, aggiungo. Per quanto riguarda i mezzi, ma ce ne sono, avvocato, di braccialetti elettronici? Perché mi sembra... Ce ne sono. Allora, innanzitutto chiariamo immediatamente la cosa: il braccialetto elettronico è gestito da un soggetto terzo al quale lo Stato paga per questo servizio. Ce ne sono probabilmente in numero insufficiente rispetto a quello che sarebbe necessario, ma dobbiamo anche fare una valutazione costi-benefici. Perché tra l'altro voglio chiarire una cosa: si parla di braccialetto elettronico, in realtà non è un braccialetto, è una cadigliera che segnala, sì, è una cadigliera, qualcuno ritiene anche di una certa eleganza, che segnala se una persona si allontana dal proprio domicilio oppure, in altre ipotesi, se si avvicina a persone o luoghi che non deve frequentare. Certo, vanno incentivate le misure cosiddette alternative al carcere, sicuramente sì. Un'altra cosa che volevo anche il suo parere è su questo nuovo codice della strada, questa paura, questo tasso zero che non c'è qui da noi in Italia, in altri paesi c'è, qui si beve, non c'è niente da fare, questa è la verità, ma soprattutto, come lo vedo lei, avvocato, queste persone che hanno paura. Io ho avuto anche il dottor Leoni dell'Ordine dei Medici che ha detto qui bisogna chiarire, non si può sempre agire subito se le cose non sono chiare, ma così vale anche per il monopattino, prima si mette poi si fa marcia indietro perché è troppo pericoloso. Ecco, come vede lei il nuovo codice della strada proprio come avvocato? Allora, intanto chiariamo un punto: i tassi alcolemici non sono stati modificati. Io ritengo che sanzionare adeguatamente, per esempio, l'uso improprio del cellulare a bordo di un'autovettura, che sicuramente è un fattore di distrazione, sia cosa opportuna. Ugualmente sanzionare chi si pone alla guida sotto l'effetto di alcolici o di stupefacenti sia da sanzionare. Potremo poi ragionare sui termini e sulle modalità di queste sanzioni, ma non possiamo neppure tollerare che situazioni obiettivamente pericolose siano lasciate, siano indifferenti alla censura. Allora andiamo a vedere anche questo baby rapinatore violento e poi vediamo se riusciamo a capire cosa succederà a questo ragazzo e quali sono i percorsi che dovrà fare, anche i percorsi di legge. Andiamo a vedere. Schiaffi, minacce, armato di coltello e calci forti al punto da perdere le scarpe. Si trova ora in carcere il 18enne di Silea che lo scorso agosto ha aggredito con violenza 2 minorenni al parco vittime delle foibe di Biancade, rapinandoli di vestiti, catenine d'oro, cellulari e contanti. L'aggressione è partita da uno sguardo di troppo, i 2 minorenni presi di mira dalla baby gang guidata dal 18enne che attorno a sé aveva altri 5 minori complici. Colpevole uno dei 2 ragazzi, secondo un amico del bullo, di aver offeso la sua famiglia. Da qui le botte e le minacce arrivate al punto da far spogliare uno dei 2 minori lasciandolo di sera in biancheria intima in mezzo al parco. Non contento, il 18enne dopo le violenze ha costretto uno dei 2 minori ad andare a prelevare al bancomat più vicino e sono state proprio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle vittime a portare all'identificazione del 18enne violento. Il giovane non è nuovo a reati di questo tipo. Appena il giorno prima dell'aggressione con altri 2 amici, una ragazza e un ragazzo minori, è stato protagonista di un furto al supermercato Prix di Conegliano. Colti in flagranza i complici usciti dal supermercato, il 18enne era stato trovato dalle forze dell'ordine seduto a terra a mangiare un panino e bere bibite energetiche. Non solo, il giovane era tra i ragazzi che la scorsa estate avevano rubato un van ad una famiglia inglese in vacanza nel nostro territorio. La custodia in carcere, secondo il GIP, sarebbe dunque necessaria sia per la gravità degli episodi sia per concreti rischi di reiterazione dei reati.
Grazie all'approfondimento investigativo che è stato fatto dai militari della compagnia di Conegliano è stato identificato un 23enne senegalese. Sono arrivati a lui incrociando testimonianze e immagini della videosorveglianza i carabinieri della città del Cima, oltre 2 settimane di indagini serrate che hanno permesso di dare un nome e un volto all'autore della brutale aggressione ai danni di un pakistano 47enne ferito gravemente al collo da un coccio di bottiglia. Era la sera del 4 gennaio nel parcheggio del supermercato Prix di Viale Venezia, sullo sfondo tanto, troppo alcol. Dai primi accertamenti che abbiamo fatto, la lite che è scaturita per futili motivi era comunque alimentata dall'abuso di alcol. Il 23enne senegalese regolare sul territorio incensurato è stato denunciato in stato di libertà. Più in generale proseguono senza sosta i controlli dell'arma, intensificati nelle ultime settimane dopo i fatti di via Castelmenardo a Treviso, e quello che si registra un fenomeno inquietante, la diffusione di armi tra i più giovani. Non abbiamo statistiche che riguardano questi casi. Sicuramente gli ultimi episodi pongono il problema dell'utilizzo di strumenti atti ad offendere in mano a giovani che chiaramente ne fanno un uso illegale. Una tendenza quindi, ma dal comando di via Cornarotta arriva un messaggio chiaro. Probabilmente la percezione che il comportamento sia un comportamento che non ha risvolti penali agevoli questo tipo di pratica. In realtà il portare un oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo è un reato. Perché la questione è che il centrodestra sta litigando per le regionali, il problema è chi è più forte uno con l'altro e non si occupano della sicurezza. È vero che questa zona è militarizzata, ma c'è gran parte della città invece che è molto più insicura. Tra l'altro, oltre a militarizzare, altri progetti ci sono. Bisogna anche costruire un percorso per recuperare questi ragazzi che comunque stanno mettendo a ferrofuoco la città. Quello del centrodestra sui temi della sicurezza sembra più un cortocircuito che un dibattito interno. Questa è la linea del Partito Democratico, che così si insinua nelle spaccature, forse lacerazioni tra alleati. C'è solo una cosa che sia il sindaco Conte che il ministro Nordio dimenticano di dire, cioè che la destra è al governo del paese da 2 anni e di Treviso da decenni. È possibile che siamo fermi ai commenti apocalittici, ai proclami e alle frecciatine interne al centrodestra? Situazione che il segretario PD Veneto Andrea Martella definisce paradossale. Se Nordio vuole davvero affrontare il tema della sicurezza, se ne assuma le responsabilità. Le parole di Martella, ma il dibattito non è solo politico. Andrea Penzoiello è barista in centro ed ex presidente di Veneto Imprese Unite. Sui social ha detto provocatoriamente che oggi è peggio della pandemia. Il tema sicurezza oggi va a incastrarsi in uno scenario già drastico e drammatico e di conseguenza non fa altro che peggiorare. È un tema sicurezza che va affrontato perché effettivamente c'è, perché i casi di cronaca sono all'ordine del giorno. D'altro canto però ci sta anche creando una paura verso l'utente, magari non sempre così tanto giustificata. L'allarmismo crea desertificazione e la desertificazione dà terreno fertile per ulteriore degrado. Di conseguenza dobbiamo tornare a vivere la città e a far vivere la città per essere noi con la nostra presenza il primo presidio. Intanto forze dell'ordine ed esercito, anche a seguito delle numerose risse e aggressioni di queste ultime settimane, continuano a fare la spola soprattutto nella zona calda di Via Roma, dove Filippo Bisori, giovane negoziante, esprime un mezzo timore che è anche una richiesta. La mia paura è che questi controlli siano eccezionali perché, dovuto a tutta questa commissione di fatti appena dette, temo che magari per una settimana, qualche giorno faranno così per dire ecco la situazione è sicura e poi si torna alla normalità. Allora, avvocato Fadalti, 3 situazioni: il minore, le forze dell'ordine, la politica e i cittadini. Allora, partiamo con il primo. Questo minore che ne fa di tutti i colori, se ne frega altamente e ripete e fa reati. Come funzionerà per lui? Mi pare di aver capito, se effettivamente è minore, perché non ho capito bene, che sia comunque in carcere. La valutazione che si dovrà fare nell'avvenire sarà sulla sua maturità, sul grado di maturità. Ritenuto che vi sia un grado di maturità che lo rende consapevole delle azioni che commette, avrà una sanzione ridotta in quanto minore, ma l'avrà comunque. Non si pensi che a fronte di episodi gravi un minore in quanto tale goda di trattamenti particolarmente privilegiati. Certo,
ha un ambito diverso, carcerario diverso, e per fortuna, rispetto a quello dei maggiorenni. E lì si apre un altro problema, perché gli istituti per minori sono non solo sovraffollati, ma sono sostanzialmente abbandonati. E qui è una questione di investimento economico e di edilizia cosiddetta carceraria. Per quanto riguarda i maggiorenni o chi è maggiorenne da poco, io convengo in larga parte su alcune considerazioni che sono state fatte. Certo, è un problema in larga misura di tipo sociale, non si deve fare, come ho detto prima, del pietismo, ma per quanto riguarda le città, la regola primaria è che esse siano vissute. Una città vissuta è una città che per definizione non è pericolosa. Una città buia e vuota ricorda il Gotham di Batman. Molto chiaro, avvocato, e la ringrazio, perché veramente dobbiamo anche capire che non dobbiamo aver paura di uscire di casa. Io lo dico sempre, sì, dobbiamo stare attenti, ma forse abbiamo più paura a stare in casa a volte che non uscire. L'unione fa la forza. Io vedo, come dice l'avvocato Fadalti, ad esempio anche nelle manifestazioni importanti, quando c'è tanta gente non succede niente, io non sento che ci siano questi problemi. Il problema è che purtroppo tra questi minori che hanno questa visibilità e questi ladri che entrano nelle case, ecco, anche qua un bel problema. Però, avvocato, ecco, come mi difendo, cosa devo fare? Ecco, non posso neppure difendermi, devo chiamare le forze dell'ordine. Tutti questi furti che stanno veramente preoccupando. Prego, avvocato Fadalti. Ma certo che sono preoccupanti, non soltanto per il danno economico che arrecano, ma anche perché per l'insidia alla vita civile e alla tranquillità familiare e individuale. Ma io non credo nella giustizia fai da te. Altro è la reazione nell'immediato, che oltretutto l'ordinamento giustifica, ma in relazione alla quale io, da avvocato, mi permetto di suggerire l'estrema prudenza, perché la reazione comunque deve essere adeguata all'azione che viene portata. Ed è poi obiettivamente rischiosa, perché non si sa che tipo di vicende poi si possono realizzare. Però purtroppo è un dato ineliminabile all'essere umano e alla società, non solo moderna, alla società da sempre. Non esiste una società perfetta. Livio da Tessera, vai Livio. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Vede, io ho una certa età, ho 78 anni, tra poco 79. Non mi sono mai trovato in queste condizioni quando esco di casa. Perché è veramente, specialmente dopo le 5-6 di sera, è veramente da aver paura. Ma io non so, tutti questi ragazzi, queste cose, a parte che le dicerie della televisione e così, ma è veramente da aver paura quando si esce adesso. Come si fa a ritornare come 10 anni fa, diciamo, quando per la strada non c'era nessuno, purtroppo, di questi intrusi, gli immigrati? E saranno molto meglio, c'era sì qualche sciocchezza, ma non a questi livelli. È veramente da aver paura adesso. Grazie, abbiamo sentito anche Livio da Tessero. Come commenta questa telefonata, avvocato Fadalti? Esprime evidentemente un sentire comune. Io ho già espresso il mio punto di vista, che è solo parzialmente coincidente con quello del signore che è intervenuto. La società è cambiata, ci piace o meno la società è cambiata, ha una composizione diversa e ci sono realtà differenti. Dobbiamo prenderne atto e cercare di adottare le soluzioni migliori possibili. Io non condivido però questo clima di terrore, cioè io non riesco, perlomeno a Treviso non riesco ad avvertirlo. Un minimo di attenzione è opportuna sempre e comunque e ovunque. Allora è questo sciopero che stanno facendo, ecco, questa parte dei giudici, ecco, questo ministro, che qualcuno, ci sono i favorevoli e i contrari. Lei come vede la situazione da esperto? Questo è un bellissimo tema.
È un bellissimo tema ed è un tema e si noti che è un tema politico questo, ma essenzialmente politico, perché è una scelta politica separare, per così dire, l'ufficio del pubblico ministero da quello dei giudicanti. Ed è una vicenda vecchia quanto è la storia della procedura penale, non solo nel nostro paese, ma è una scelta politica. Io non credo che la separazione delle carriere sia la panacea di tutti i limiti della giustizia. Non credo che sia questa, credo che possa essere uno dei passaggi utili in questo senso, ma non può essere l'ultimo. E comunque il principio cardine, a mio avviso, è che l'ufficio del pubblico ministero, anche se reso distinto rispetto a quello dei giudicanti, dovrà comunque mantenere l'autonomia, cioè non potrà essere assoggettato all'esecutivo. Più chiaro di così non poteva essere l'avvocato Fadalti, poche parole ma chiari, vedremo come andrà a finire. Certo che però, avvocato, non è un clima sereno, anche voi che lavorate, ecco, che vi impegnate, non è che sia percorso veramente semplice. Pensi, noi che vediamo tutto questo, ci mancherebbe anche che la politica e la giustizia non vadano d'accordo, andiamo proprio bene, ecco. Cosa direbbe alla politica, ad esempio anche al ministro Nordio, lei avvocato esperto? Il ministro Nordio è una persona di grande esperienza e di ancor più grande cultura, quindi io sinceramente suggerimenti da dargliene non ne ho, posso solo che imparare dal ministro Nordio. Mi pare che stia affrontando con determinazione e anche, non nascondiamocelo, con un certo coraggio civile la situazione che si è trovato a dover co-gestire, non a gestire, co-gestire, perché le scelte sono dell'esecutivo prima e del Parlamento poi. Bisogna pur fare le cose, non è pensabile che si indovini sempre, si commetteranno anche degli errori. Alcuni recenti interventi normativi, che non sono peraltro riferibili all'attuale governo, ministro Nordio, possono lasciare un po' sconcertato. Sovente da pratico del diritto e delle aule di giustizia devo lamentare che spesso le riforme in questo tema sono fatte da soggetti sicuramente dotati di grande capacità dottrinale, ma che in un tribunale non sono mai entrati, che non sanno come si vive quotidianamente l'esperienza della giustizia, che hanno una visione delle cose e delle situazioni che è, mi si passi il termine, cattedratica. Vero è che questo non vale per l'attuale ministro, che invece il magistrato l'ha fatto notoriamente con grande prestigio per tantissimi anni. Però è necessario, a mio avviso, che alla teoria si affianchi la pratica. Benissimo i teorici, il docente universitario, quello che sa tutto su un istituto giuridico particolare, ma poi ci vuole anche chi poi va in cancelleria e quindi ci vuole il cancelliere che sa come si esercita quotidianamente la giustizia, ci vuole l'avvocato, il giudice ovviamente, il pubblico ministero e gli ufficiali giudiziari, cioè ci vogliono persone che impiegano la propria mattina, quando non sono impegnati come stamani a colloquiare con lei, andare e a confrontarsi con altri soggetti e anche affrontare spesso difficoltà operative non indifferenti, no? Avete capito come la vede l'avvocato Luigi Fadalti, ecco, una persona esperta, competente, che sa anche parlare semplice alle persone che ascoltano, e soprattutto avete capito che non dovete aver paura, dovete avere il coraggio di uscire, perché non c'è il pericolo proprio dietro l'angolo. Il pericolo lo create voi perché continuate a vedere il diverso in maniera diversa. Ecco, cercate di guardare anche con altri occhi, cercate di accogliere come facevamo una volta. Sì, dobbiamo stare attenti, ma forse dobbiamo stare più attenti in casa che fuori, perché fuori io tutto sommato penso che ci sia qualcuno che ci tende una mano e ci protegga. Io sono convinta di questo. Come ci saluta, avvocato Fadalti? Il saluto è che tutti i buoni proponimenti che abbiamo formulato oggi si traducano in concretezze. Non dipende certo da me, il problema, la questione è molto più ampia, però spero di aver apportato qualche utile suggerimento. Sindaco Mario Conte, cosa vuole dire, avvocato? Al sindaco Mario Conte che la città deve essere vissuta. Quello che voglio dirgli, e ho detto privatamente
anche ad altri assessori, ci vuole luce, ci vuole vita, ci vuole una sollecitazione alle attività, non devono esserci negozi sfitti. Si deve fare tutto quanto necessario a iniziare, devo dire, dai parcheggi, perché io da quando ho raggiunto la maggiore età, che non è esattamente purtroppo ieri, che sento parlare di parcheggi ma non li vedo realizzati. Certo che questo comporta anche un sacrificio, perché non si può, qualcuno deve pur scontare, sia pure per un periodo di tempo limitato, delle limitazioni purché questo realizzi un interesse pubblico. Non si può accontentare tutti. Questo non è possibile. Citiamo a caso il parcheggio di Piazza Vittoria. Quanti anni è che lo sentiamo, avvocato Fadati, non vediamo mai fuori? Io non entro nel merito degli accordi intercorsi tra l'amministrazione e la società che dovrebbe realizzare il parcheggio. Non lo faccio perché sostanzialmente non li conosco. Devo dire, sul metro della mia esperienza, di quel poco che ho visto del mondo, che se noi andiamo a Parigi, in Place Vendôme, dove c'è il Ritz per capirci, cioè a Parigi 1, c'è un parcheggio sotterraneo e ci si arriva in automobile. Cioè, più chiaro di così. Io ringrazio veramente tanto l'avvocato Luigi Fadati di essere stato con noi. Grazie veramente, avvocato, buona giornata, buon lavoro. E a voi invece andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pesce spada gratinato. Il pesce spada è chiamato così per la sua enorme mascella che comprende una specie di spada appuntita e tagliente. Ha un colore grigio con fianchi d'argento e ventre bianco. In Sicilia il miglior pesce spada si pesca nelle acque dello Stretto di Messina, dove la specialità culinaria prende il nome di agghiotta di pesce spada. Ingredienti per 4 persone: 4 tranci di pesce spada alti 1 centimetro, 2 pomodori, 4 cucchiai di pecorino piccante, 4 cucchiai di pan grattato, 2 cucchiai di capperi dissalati, il succo di un limone, pochissimo olio extravergine di oliva, sale, peperoncino. Ungete leggermente una teglia da forno e cospargetela con metà pan grattato. Mettete il pesce spada in una teglia. Salate e insaporite con il peperoncino le fette di pesce spada. Bagnate con il succo di limone. Coprite con un foglio di alluminio o di carta da forno e infornate per 15 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi.
Trascorso il tempo indicato, togliete il pesce dal forno e cospargetelo con il pangrattato e il pecorino grattugiato. Rimettete la teglia nel forno per la cottura della parte superiore e lasciatela finché il formaggio si sia leggermente sciolto e il pangrattato un po' dorato. Servite con pomodorini a fette e buon appetito!